partiamo dalle donne, abbiamo al centro Giovanna Fagionato, padovana ma milanese d'adozione, si definisce, comunque iscritta all'Ordine del Veneto, giusto? Sì, È giornalista di lettera43.it. Inutile sottolineare che da lei chiederemo una testimonianza su questa esperienza sua, personale, e più in generale sull'esperienza di lettera43.it, che è un sito che ovviamente non ha un'edizione cartacea e quindi non ha il traino cartaceo che può avere il Corriere, la Stampa, il Messaggero, il Fatto Quotidiano, Repubblica. Vive solo online, quindi dal mio punto di vista è un esempio abbastanza singolare, ecco, nel panorama italiano. Alla vostra sinistra non abbiamo Matteo Meneghetti, che era il social media manager che era stato contattato inizialmente. Ecco, vi dico che curiosamente in questi mesi, perché il corso è stato strutturato ancora quest'estate, quindi tra luglio e agosto, curiosamente lui ha cambiato lavoro, ha cambiato azienda, e quindi aveva un certo timore nel venire su un palco a dire, tra virgolette, a mettere a disposizione i propri segreti di un'azienda per la quale non lavorava più, e nella fattispecie lui seguiva, ad esempio, se non ricordo male, una squadra di calcio milanese, non dico di più, su Twitter. Quindi era una finestra sul mondo della comunicazione che secondo noi poteva essere interessante anche per capire da questa parte come confrontarci. Al suo posto comunque una social media manager che non segue squadra di calcio, no. Nicoletta Genovese, trevigiana, doc, giusto? Zero Branco, no? Preganzioli, Treviso, ok. Quindi non è una giornalista, ma anzi nasce come grafica, giusto? E si è specializzata, come credo tanti grafici in questi ultimi anni, come social media manager. Sì, comunicazione web. Comunicazione web. Ok, quindi Nicoletta Genovese. E poi dulcis in fundo il buon Paolo Brinis, giornalista Mediaset. Inizialmente avevamo contattato anche il collega Alessandro Ongarato proprio perché a luglio e agosto era impensabile conoscere i turni di lavoro, sostanzialmente, come poi lui ci spiegherà, sono in due che da mestre, giusto? Che da mestre seguono la cronaca per le reti Mediaset praticamente di tutto il nord-est, giusto? Quindi Veneto, Friuli, anche Trentino fate? Anche Trentino, ok. Quindi, come per stamattina, io credo sia interessante confrontarci e anzi sentire da loro una testimonianza concreta, personale, da giornalista a giornalista, su questo mondo dell'informazione che si sta evolvendo, direi, in maniera esponenziale. Prima di lasciarvi a loro, stamattina, per chi c'era, Tomasini, il relatore Emilio Tomasini ci ha fatto vedere una slide con i 10 siti, credo, più visitati, se non ricordo male. Erano i 10 siti più visitati a livello mondiale e c'erano dentro, vabbè, i soliti: Google, Facebook, Twitter, Amazon, eBay. Io credo che, adesso non so se la Nicoletta o la Giovanna ci faranno vedere i siti, anzi forse sono già qua, i siti italiani più visitati. E la cosa che a me, ad esempio, era balzata all'occhio era che a fianco appunto ai siti che sono anche i siti più visti a livello europeo e mondiale, quindi
i social network, quindi YouTube, Twitter e via discorrendo, in Italia ci sono parecchi siti di informazione. Scusatemi, faccio qualche esempio. Ovviamente questa è un'altra classifica rispetto a quella... sono solo gli All Digital e... gli All Digital, ok. Vabbè, io mi ero rifatto sulla classifica di Alexa, che ovviamente dà il Corriere, Repubblica, Messaggero, Stampa, e tra le prime 75 posizioni c'è anche l'ANSA. Queste sono le versioni digitali dei cartacei. Ok, il Sole 24 Ore, d'accordo. La Gazzetta dello Sport, altro spunto secondo me di riflessione, perché abbiamo parlato molto di Sole 24 Ore, ma la Gazzetta dello Sport resiste anche nel digitale come uno dei quotidiani italiani in assoluto più visti. Lo sport è uno dei settori più cercati in rete, al di là di questi. Quindi secondo me fa rima con entertainment, cioè con intrattenimento, che è un po' la filosofia, poi magari la Nicoletta. Ecco, quindi nel web comunque si cerca informazione, si cercano cose anche molto, molto utili, quindi a me era balzato agli occhi che tra i 75 siti più visti ci sono i siti di 2 banche, ovviamente per l'home banking, c'è il sito dell'INPS, c'è il sito dell'Agenzia delle Entrate, c'è subito.it, quindi oltre ai social network, oltre a questi siti pratici o che comunque fanno parte del lavoro, ci sono comunque i siti di informazione, quindi i navigatori, si usa ancora il termine navigatori, sì. I navigatori comunque cercano informazione, quindi scusatemi la battuta oxfordiana, quelle che ci facciamo non sono seghe mentali, ma la realtà è questa, cioè la gente comunque cerca informazione. Stamattina mi pare che il sunto è stato che comunque dobbiamo dare qualità a questa informazione e che la gente, poi magari anche Giovanna ce lo confermerà, la gente comunque apprezza la qualità, quindi non cerca la quantità o, se volete, cerca anche magari il gossip, l'entertainment, la leggerezza, ma cerca anche informazione di qualità. Ecco, questo vorremmo cercare di capire da voi con le vostre testimonianze, se corrisponde un po' alle nostre sensazioni. Grazie. E ecco, io lascio anche la libertà negli interventi per rendere un po' più dinamica anche la relazione. Grazie ancora. Parte pure Giovanna. Niente, io volevo partire proprio da questi dati perché quello che vi mostro sono 2 infografiche che ha realizzato il sito Data Media Hub, che è un sito molto interessante che analizza dati ovviamente sull'editoria e sui media in generale, e che per la prima volta ha messo a confronto diciamo, il pubblico, i lettori dei giornali solamente digitali, giornali o siti di informazione, con le versioni digitali dei cartacei. In questo caso ovviamente il grafico delle versioni digitali dei cartacei conferma un po' quello che ci si poteva aspettare. Il Corriere della Sera e Repubblica ovviamente guidano la classifica, poi dovrebbe esserci, c'è la Gazzetta dello Sport e poi la Stampa e poi il Sole 24 Ore. Quello che però è rilevante dell'elaborazione di Data Media Hub è che si scopre che gli utenti delle versioni cartacee, delle versioni digitali dei cartacei sono 8,6 milioni e invece
quelli che ora vi mostro delle versioni, cioè dei giornali solamente digitali, sono 5,5 e non è una differenza così enorme se pensate alla potenza di fuoco di giornali che hanno anche una redazione strutturata per il cartaceo. Si tratta di una differenza circa del 56% e i trend dicono insomma, che questo gap prima o poi verrà colmato. Io parto da qui perché penso che già oggi i giornali nati nel digitale, per il digitale, riescano a competere con le versioni digitali dei giornali cartacei. Solitamente quello che succede in una redazione digitale di un giornale cartaceo è che si hanno le notizie breaking news e ci si ritrova i pezzi, alcuni almeno, degli articoli che vengono pubblicati giorno dopo giorno nella versione cartacea. Quindi ovviamente i pezzi di inchiesta, le notizie che magari cambiano completamente una giornata, i reportage, eccetera. Si sta ovviamente, insomma, sta avanzando anche il modello dell'articolo a pagamento, cioè del contenuto in più, perché ha una qualità maggiore che è riservato agli abbonati. Ora, questo è quello che propone la versione digitale di un giornale cartaceo. Il giornale online, totalmente online, ha già il giorno stesso l'approfondimento, magari l'inchiesta nata dalla visione delle carte, non lo so, dell'inchiesta Mose, eccetera, però ha già strutturati tutti i pezzi che riempiono spesso le prime 10 pagine di un giornale, cioè quelli che in una redazione normale di un quotidiano cartaceo vengono realizzati con lavoro di agenzia e di dichiarazione o di scenario e di analisi. Noi li abbiamo ovviamente non so, 7 di più, a volte anche 20 ore prima. Questo per dire che, lo dico perché lettera 43 tende a già a proporre pezzi già contestualizzati e non fermarsi semplicemente all'agenzia. A noi è capitato di trovare per esempio il titolo del Corriere della Sera nel momento della scalata Telecom totalmente inaspettata di questo francese Xavier Niel che nessuno conosceva. Il titolo del Corriere della Sera nella versione online per qualche minuto è stato La Niel scala Telecom. Ora, poi noi guarda caso avevamo già scritto di Xavier Niel perché è un imprenditore del digitale che tra l'altro ha sfidato anche Google, quindi grande argomento per noi proprio perché Google si prende i proventi anche o comunque sfrutta in parte anche la produzione degli internet provider e ovviamente degli editori in rete. E quindi noi avevamo già non solo il profilo di Niel, ma anche gli approfondimenti quando probabilmente alla redazione digitale del Corriere non c'era magari l'esperto di economia in quel momento. Quello che voglio dire è che abbiamo dei vantaggi netti di tempo. A noi è capitato anche che, per esempio, nello scandalo Volkswagen era tarda sera e tutti i giornali riprendessero la notizia rilanciata da Die Welt che i Verdi accusavano il governo tedesco di sapere tutto dello scandalo Volkswagen. Voi immaginatevi lo scandalo Volkswagen, il titolo, Merkel sapeva o il governo tedesco sapeva, tutti lo riprendono. Siccome siamo abituati a navigare nel digitale, la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a vedere su Twitter cosa succedeva e abbiamo scoperto che il segretario dei Verdi tedeschi
aveva twittato l'interrogazione parlamentare in cui i Verdi dicevano che il governo tedesco sapeva, o che dimostrava, perché poi era un'interrogazione parlamentare con risposta del ministro tedesco, che spiegava che in realtà questa cosa era già nota. Il paradosso è che tutti avevano ripreso il titolo di Die Welt e poi si erano fermati lì, perché tanto ci sarebbe stato l'approfondimento dell'inviato o il giorno dopo, si ci stava lavorando, eccetera. In più nessuno aveva tradotto questa interrogazione, eccetera. Noi abbiamo chiamato il nostro collaboratore di Berlino e, senza approfondire troppo, perché ovviamente i tempi erano quelli che erano, però siamo riusciti a raccontare questa cosa con un minimo più di cognizione di causa prima che uscisse sui giornali il giorno dopo. Questi sono i lati positivi. Quelli che non sono positivi è che il vantaggio di tempo corrisponde anche a una diminuzione di forze e alla necessità di una nuova organizzazione della redazione. Perché ovviamente noi siamo una decina più una decina di collaboratori fissi a Lettera 43 e siamo uno dei giornali che è approdato sul web con l'idea di essere un giornale generalista. Questa era la nostra scommessa e in più abbiamo deciso di non essere come il Post, un collettore di notizie o non siamo stati forse così innovativi perché come fanpage che ha basato tutta la sua strategia sulle fanpage di Facebook, cavalcando intelligentemente l'onda dei social network come fa BuzzFeed in America. Noi siamo arrivati sul web dicendo: noi ci proponiamo come un giornale indipendente che vuole dare notizie e che vuole farlo superando alcuni steccati del giornalismo italiano, per esempio dando la stessa importanza agli esteri e agli interni. Cosa che in tutti i giornali del mondo viene fatta, perché se voi aprite, non so, dico un giornale a caso, Le Monde, 2 giorni alla settimana, di più di 2 giorni alla settimana, ha l'apertura sugli esteri. E nei giornali italiani inizia ad essere di più così, una volta non lo era per niente. Abbiamo anche deciso di trattare argomenti alti e argomenti bassi e abbiamo deciso di usare piuttosto un mix tra articoli da settimanale, quindi approfondimenti di lunga lettura o comunque scenari un po' più ampi, e invece articoli brevi o comunque sull'attualità. In sostanza il nostro primo modello era quello di proporre, diciamo, il meglio della carta stampata adattandola al web. Il nome Lettera 43 viene dalla famosa profezia del 2043 fatta da Philip Meyer, insomma uno studioso americano, che disse: l'ultima copia cartacea insomma, finirà ci sarà nel 2043. Poi abbiamo dovuto rivedere spesso il nostro modello perché prima o poi insomma, fai i conti, se vuoi competere anche con giornali generalisti. Ovviamente noi non competiamo con le corazzate, però siamo sullo stesso campo, seguiamo le stesse cose e ti devi confrontare con redazioni che sguinzagliano i loro giornalisti che seguono settori da anni e anni e ogni giorno magari portano 10 no, però insomma 2 notizie di cui tutti parlano, eccetera, eccetera. Un giornale online difficilmente ha questa capacità, però io penso che il problema della riorganizzazione delle redazioni online e della redazione
analogica è il problema. E ci sarà una convergenza. Moltissimi giornali cartacei hanno annunciato una possibile integrazione tra appunto la redazione digitale e la redazione cartacea. Forse il Sole 24 Ore lo fa per alcuni settori, mi sembra l'economia e qualcos'altro. Però questa realtà è ancora distantissima, per quello dico che i giornali di informazione online oggi riescono a essere più completi a volte della versione digitale dei giornali cartacei. Dico che questa convergenza ci sarà e che i giornali di carta dovranno ripensare le loro redazioni, e noi stiamo ripensando la nostra, e adesso vi spiego come. Perché i dati ovviamente dicono questo. Ieri c'è stato un convegno all'ordine dei giornalisti della Lombardia, di Milano, perdonatemi se cito l'ordine di Milano, e i dati Nielsen sulla pubblicità dicono che insomma, dagli anni 90 la pubblicità c'è stato un travaso del 25% dalla carta digitale, televisione e radio diciamo che sono rimaste più o meno stabili, quindi insomma. E quindi i due, insomma, il confronto è tra digitale e carta in questo momento, e sono due mondi che ovviamente si devono parlare. Rettera 43 aveva prima deciso di avere una redazione fondamentalmente di breaking news e una redazione di esteri ed interni. Poi si è completamente riorganizzata e abbiamo deciso di fare tutti la copertura, insomma, di essere tutti in redazione e in base alle competenze trattare o brevemente le notizie o fare degli approfondimenti. E ci siamo resi conto che questa formula non dà la possibilità al giornalista che vuole andare a cercarsi la notizia, eccetera, eccetera, di farlo. Perché il bello e il brutto è che vieni catapultato nel mare dell'informazione in rete, che ovviamente è un flusso continuo. Quindi abbiamo deciso che ora alcuni di noi faranno solo diciamo, approfondimenti e altri rimarranno a seguire le notizie del giorno, però proponendole già più approfondite di quelli delle versioni digitali dei giornali cartacei. Dico questo perché prima o poi tutti dovranno confrontarsi con questo problema. È ovvio che un giornale, cioè un sito come il Post, che è un giornale, ma è anche un collettore, per ora Sofri ha dichiarato che vuole anche lui proporre notizie, ma per ora funziona perché spiega bene, come dicono loro, le notizie che accadono riprendendo gli altri giornali o i giornali stranieri, eccetera, e non avrà questo tipo di problema, ma io penso che invece sarà il problema di tutti i giornali online, insomma. Ieri, sempre a questo convegno dell'Ordine di Milano, Gomez, che è direttore del fattoquotidiano.it, ha detto ormai non cambierà più, non c'è più differenza tra i mezzi, il lettore va dove sta la notizia. Ci sono ci sono dei dati che lo confermano, perché i giornali locali digitali vanno molto bene, perché insomma, per esempio ci sono anche vabbè, forse non qui, ma c'era City News. Questi sono dati di marzo, perché erano quelli rielaborati con questa divisione, ma nell'ultima classifica mi sembra per esempio che City News vada bene, o comunque altri giornali insomma, che si occupano di formazione locale
funzionano. Giovanna, ma, quanto incide l'aspetto economico? Perché finora, Sì. nel senso che i giovani non vanno più in edicola, perché Certo. devono andare in edicola, quindi Certo. che nel web l'informazione vada bene, quanto incide la qualità e quanto incide il fatto che in realtà viene dato tutto Gratis? Certo. Cioè nel senso, è ovvio che incide sia il fatto che insomma, un giovane che è nato con la rete non si comprerà mai un giornale o dipende, si comprerà un giornale più alto, cioè quello che noi pensiamo è che possa sopravvivere il giornale d'élite o comunque Il settore. Vabbè, sì. un Casabella piuttosto che riviste di design, architettura, Ma di un ti fa- determinato approfondimento. Sì, insomma. ma di un certo stile, cioè dei brand in cui il lettore si possa riconoscere come fidelizzato fortemente, può essere anche un giornale di musica. Noi, il gruppo di Lettera 43 ha per esempio deciso di fare questa operazione, fare uno scambio, cioè fare entrare nel gruppo Rivista Studio, che è una rivista, un mensile, che ha solo articoli veramente di approfondimento, di riflessione culturale o di costume, dedicati sia, cioè, sì, di lifestyle, non so come dire, e usa quello perché quel tipo di rivista può ancora attirare quegli investimenti pubblicitari di gamma più alta nella carta, perché secondo me la carta ormai resiste solo su investimenti più alti. Dal punto di vista del digitale invece per ora noi non siamo a favore del paywall, anzi penso che sotto Lettera 43 ci sia scritto completamente gratuito ed è ovviamente un rischio. Non puoi più tornare indietro, secondo me. Nel momento in cui è stato fatto l'errore di dare tutto gratis in rete, non puoi più dire no, guardate, adesso invece ti faccio pagare. Però ci sono degli esempi, prima o poi quando le grandi testate decideranno insieme di far pagare potrebbe esserci, però ci sarà sempre il concorrente che potrebbe dire io ne approfitto. Ci sono però degli esempi a livello internazionale, quindi non sto dicendo che sono degli esempi insomma, facilmente imitabili, però che dicono che la cosa può funzionare. Per esempio c'è questo Quartz, che è un sito di temi economici che sta andando benissimo, ha 2 milioni di utenti unici, e lui cosa fa? Ha deciso di eliminare i banner perché danno fastidio e piuttosto di usare contenuti pubblicitari, articoli diciamo sponsorizzati, che sono i vecchi publi redazionali, solo che io per esempio non avrei detto, cioè non mi sarei immaginata che quel terribile pubblico redazionale che vedevamo una volta potesse dare meno fastidio magari di una pubblicità più riconoscibile. Invece probabilmente il fatto che in rete funziona meglio lo storytelling per tutto, quindi l'impresa che racconta la sua storia, eccetera, eccetera, forse il lettore potrebbe essere più disponibile a sentire la storia di un'impresa nonostante sia sponsorizzata, eccetera, piuttosto che avere una pubblicità. Poi ci sono altri esempi che vanno in tutt'altro verso e che sono quelli di giornali che sulle notizie fondano la loro nuova rinascita. Cioè, faccio un esempio: Mediapart, un giornale francese che ha stupito tutti perché ha i conti in positivo e tutti dicono ma com'è possibile, che è nato 2 anni fa, mi sembra, o 3 anni fa, e semplicemente Mediapart aveva un pool di giornalisti di giudiziaria, penso tra i migliori di Francia, e per i primi 6 mesi della presidenza Hollande, ogni volta che cadeva un ministro, la notizia veniva da loro, e è basato sugli abbonamenti.
È un'operazione che ha provato a fare Il Fatto con la grande campagna di abbonamenti, cioè ci sono altri esempi in Olanda di giornali fortemente che si sono trasformati in una community, non so come dire, no? Il Fatto li chiama in un modo particolare i suoi abbonati, però adesso non mi viene in mente. Però per esempio il New York Times, che ha problemi di bilancio, e se ce li ha il New York Times gli altri insomma, e per esempio l'anno scorso per la prima volta ha avuto più ricavi dagli abbonamenti che dalla pubblicità. Non dico che, cioè io penso che il problema sia enorme, certo. Però insomma le formule nuove bisognerà pensarle. Ripeto, per esempio, oltre a Rivista Studio, noi abbiamo fatto un altro acquisto che, cioè come gruppo, di Pagina 99. Pagina 99 era un quotidiano, non so se qualcuno di voi lo conosce, che ha provato lo sbarco su carta e non ha retto, anche se aveva una fetta di pubblico molto insomma, buona, però non ha retto poi alla spesa della carta, della distribuzione eccetera, e ci riprova da settimanale, con un approfondimento, sarà in edicola il 21 novembre, ma con un approfondimento un po' più ampio e la scommessa di fare un sito che però non è un sito di attualità, è un sito di infografiche, data visualization, quindi diciamo, strumenti digitali che però corrispondono a un settimanale, no? E quello sarà a pagamento, cioè si pagherà in edicola. E è la prima volta che il gruppo News 30 decide di fare una cosa del genere. Quindi, perché noi siamo proprio nativi digitali che sembra una scelta paradossale in questo momento, però cioè, diciamo che io penso che siano cambiati i tempi, nel senso del tempo della notizia, cioè la formula 24 ore non funziona più. E quindi piuttosto se devo stampare qualcosa su carta la stampo per un approfondimento di un altro tipo. Però nel senso è tutto da provare ovviamente. Anche perché i costi sono notevoli, difatti i magazine, pensiamo all'Espresso e a Panorama, una volta avevano una diffusione incredibile, adesso non li compra più nessuno. Certo. Vabbè, voi siete più giovani, ma chi qualche anno in più, magari Epoca per esempio, le inchieste che faceva Epoca, no? Cioè, queste cose adesso non si è più in grado di farle, o le bellissime notizie fotografiche che mettevano certi settimanali eccetera, adesso nessuno se li può più permettere, certo. Quindi il problema economico indubbiamente condiziona tutto il mondo dell'informazione, anche perché non so, voi che magari avete dati più precisi, il tempo che l'italiano medio dedica all'informazione è pochissimo. È rimasto invariato rispetto a 20 anni fa, quindi circa 30 minuti al giorno. Però si sono moltiplicati gli operatori dell'informazione e quindi è sempre più complicato catturare il lettore o chi navighi in rete o chi guarda la televisione, perché comunque sono 30 minuti che uno dedica e quindi è davvero... È una sfida enorme. È davvero impegnativo e quindi ti ritrovi dentro a noi che facciamo informazione, ci si ritrova dentro a una centrifuga, perché cambiano ogni mese cambiano i parametri, ogni mese cambia lo strumento a tua disposizione, ogni mese cambia il tipo di utente. Certo, e quindi ma secondo me è proprio qui che alla fine questa è una scrematura, è la qualità che poi alla fine rimane, quindi riuscire a creare valore adesso è ancora più importante. Scusate se mi sono intromessa, no. Proprio per il fatto che siamo sottoposti, bombardati tutto il giorno da notizie, fonti attendibili, non attendibili, soprattutto, dopo parleremo anche dei social network che ci bombardano dalla mattina alla sera. Riuscire ad emergere quando una volta magari era possibile attraverso anche proprio la qualità della stampa, quindi una persona si portava a casa un giornale, un settimanale, un mensile che era anche proprio bello. Cioè io ho collezioni di giornali di musica per esempio, oppure Focus perché sono proprio belli, e dopo i costi di produzione sono elevatissimi, la gente ha meno soldi da spendere per queste cose,
cerca comunque informazione, va su internet, è gratuito, e lì bisogna riuscire ad emergere dalla spazzatura, dallo spam che c'è, che continua a essere sempre di più, ed è per questo secondo me che la sfida molto bella che sta lanciando internet è proprio il fatto di dire: io do a tutti la stessa possibilità di farsi sentire, a tutti, perché chiunque adesso apre un blog, apre una rivista online, non costa costi relativamente bassi, però lì si vede chi ha qualcosa da dire. Alla fine poi chi non ha niente da dire continua magari a condividere o rubare notizie di seconda, terza, quarta mano, pubblicando link per richiamare l'attenzione con contenuti volgari, cose che non valgono niente. Alla fine poi lasciano il tempo che trovano. Secondo me il bello è proprio questo. Una volta erano pochi e i pochi che c'erano avevano il loro giusto spazio meritato. Adesso sono in tanti e lo spazio è ancora più meritato, quindi secondo me davvero adesso bisogna guardare tantissimo il valore effettivo di quello che si vende o di quello che si comunica. Scusate se No, io penso che si debba guardare al valore e poi anche adattare i contenuti dell'informazione alle dinamiche della rete, per cui per esempio un giornale online deve avere, tu prima dicevi l'Espresso ha difficoltà eccetera, l'Espresso come giornale d'inchiesta è difficile in questo momento, appunto, se non crei una forte fidelizzazione andare avanti se è un giornale di inchiesta e specializzato in quel settore lì. Appunto, se non hai una community forte la lanci in maniera adeguata, però io penso che assieme a questo tipo di contenuti un giornale online, i giornali cartacei io non lo so, ma il giornale online possa proporre tutta una serie di pezzi più staccati dall'attualità, che si avvicinano all'entertainment ma non lo sono. Faccio l'esempio di tutte le gallery fotografiche, il post su questo è maestro, sì, certo. loro giocano moltissimo sui contenuti facilmente socializzabili, ma di un certo livello, Certo. e o storie, diciamo, o articoli di spiegazione. Noi abbiamo un'apposita sezione che si chiama Capire le notizie, perché ci siamo resi conto che un bisogno del lettore è quello di avere una guida magari per alcuni argomenti in maniera scritta in maniera semplice, che fa il punto di una situazione anche in maniera abbastanza neutra, e ci capitano cose strane. Per esempio, quando il Papa è andato a incontrare i Valdesi, dico una cosa a caso, abbia fatto un articolo che spiegava chi erano i Valdesi, cioè niente di più, niente di meno, perché la Chiesa perché mai un Papa non aveva mai incontrato i Valdesi, perché lettissimo, cioè a volte, diciamo, ci sono anche delle domande di base a cui il giornale che deve seguire l'attualità, insomma, risponde magari in un trafiletto, in un'infografica. Cioè, se il Corriere della Sera fa un pezzo sull'incontro tra Papa Francesco e Valdesi, fa un pezzo sull'incontro tra Papa Francesco e Valdesi, magari anche con una persona mandata lì, eccetera, però non si mette a spiegare la storia dei Valdesi, perché cioè, non c'è lo spazio sulla carta e però in quel momento lì sarà grazie a Google, all'indicizzazione che è il nostro padrone, almeno per i giornali online, in quel momento lì la gente si fa questa domanda qui. O ci è capitato anche semplicemente di fare proprio pezzi senza tempo, cioè senza tempo più o meno. Cioè, per esempio, non so, il confronto tra la paga di un operaio italiano e uno tedesco, e poi le cose cambiano, però insomma... E quindi sì, bisogna l'altro giorno faccio un esempio so che questo è difficile da mettere insieme alla qualità, però ci stanno entrambe. Cioè è su questi due piani che si deve giocare il giornalista online, lo dico proprio molto sinceramente.
L'altro giorno c'era la presentazione della nuova maglia della nazionale italiana. Voi sapete perché la maglia della nazionale italiana è azzurra? Perché? Ok, io non lo sapevo neanch'io. E quel pezzo che spiegava che in realtà era la maglia della fascia sabauda e che era stata tolta perché poi avevamo avuto la divisa nera sotto il fascismo e poi quindi cioè, tornata, cioè, arrivati alla Repubblica, dovendo trovare un colore, hanno ripreso il colore della monarchia. No, abbiamo fatto ah sì, perché non abbiamo fatto dei mondiali con Anche la Pro divisa Vercelli nera? ce l'aveva nera. Siamo sicuri? Con la maglia azzurra? Allora devo dire che correggano il pezzo. Vabbè, era per dirvi che una curiosità del genere, cioè poi insomma, diventa un pezzo lettissimo, e quello ti permette anche di mandare di avere il giornalista che va alla manifestazione di Bologna e che invece ti fa il pezzo non so, sui retroscena di Forza Italia, no, magari questo se lo sono anche letti tanto, però insomma un pezzo che magari, non so, la situazione tra l'ISIS e Al-Qaeda nell'Afghanistan, che tira sicuramente di meno, ma tu ti bilanci tra le due, ovviamente. Sì, non so se... Ah no, volevo dire solo un'altra cosa, non ho più il... No, vabbè, il computer mi ha lasciato. Si è scaricata la batteria. Sì, si è scaricata la batteria. No, volevo solo... proprio abbiamo... No, vabbè, volevo solo proporre la lettura di un articolo che secondo me è molto interessante e è forse molto teorico, nel senso che poi ovviamente quando uno sta in redazione 12 ore al giorno e deve occuparsi di tutti gli argomenti eccetera eccetera, non è che va a pensare al rapporto tra il lettore e il giornalismo online, però la vice direttrice del Guardian nel 2013 ha scritto questa bellissima riflessione su come cambia il rapporto tra il lettore e il giornalista in rete. Si chiama L'ascesa del lettore, The Rise of the Reader, magari attraverso Glauco riesco a farvi avere il link, però insomma se ve lo cercate racconta la necessità di umiltà che c'è per un giornalista che lavora in rete e ha a che fare con lettori che spesso sanno più di te di moltissime cose, solo che ovviamente mentre prima non te lo potevano comunicare in tempo reale, a volte adesso te lo comunicano anche in maniera molto aggressiva. Poi se gli rispondi cortesemente in maniera chiara e netta e anzi se sentono la tua presenza dall'altra parte, a volte si scusano anche, sono più cortesi di quanto tu ti aspettassi, però diciamo che è una riflessione che secondo me aiuta non so, a capire qual è l'atteggiamento che un giornalista online dovrebbe avere e quali sono le piccole sfide quotidiane che ti capitano quando ti senti preso a male parole da un commentatore su Twitter insomma, tutto qua. No, diceva che il computer bisognerebbe cercare di non farlo andare in stand-by. Ah, ok, questo è il problema. Si blocca. Io al solito chiedo allora qual è il problema? se c'è qualche domanda, qualche curiosità da porre a Giovanna Fagionato. Ecco, io mentre mi sposto ho visto che l'altro giorno, credo sul Corriere, sia stata citata lettera 43 per aver indicato Scaroni come possibile candidato sindaco. Per aver dato la smentita di Scaroni. Per aver dato la smentita di Scaroni. Ecco, ok. Cioè abbiamo
Niente, abbiamo sentito Scaroni, visto che il suo nome è circolato, gli abbiamo detto ma è possibile? Però curiosamente è stata una delle poche volte in cui, almeno che non mi sia sfuggito, in cui ho visto citata, ecco, una testata online, quindi Beh, devo dire che, visto che siamo qua a Ecco. casa, diciamo, in Veneto, Gian Antonio Stella, per esempio, ci ha citato perché abbiamo fatto un'intervista a Ferretto, l'ex vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza, sul caso della Banca Popolare di Vicenza e su Zonin, e in quel caso, per esempio, Gian Antonio Stella citava noi, citava anche un giornale locale di Vicenza, che è Vox, che è stato molto attento insomma, al disastro che è successo a Vicenza. quindi questo per dire come alla fin fine questi sono i riscontri che avete anche del valore del lavoro che state facendo, giusto? Cioè, il fatto che testate storiche citino, giusto? Sì, assolutamente sì. Ok. Chiedo scusa, non parlerò di maglie della nazionale. Anche Adesso, perché non sono il mio adesso chiamo in argomento, redazione e ma- dico guarda, hai sbagliato tu. Volevo solo fare una domanda, ricollegandomi un po' a quello che diceva Brinis e anche a quello che dicevi tu. Tu hai detto prima giustamente che sei nativa digitale, parlando della redazione dici siamo nativi digitali. Io quasi quasi, dico il giornale. Quasi sì. quasi, però molto, sì, sicuramente lo sei più di me o più di Brinis e di altri colleghi che vedo qua. Coglievo un po' anche l'esempio dei Valdesi, che tu giustamente del Papa Francesco Vita dei Valdesi, che dici che la carta stampata non fa queste cose, più di spiegare chi sono i Valdesi. Forse sarebbe anche più appropriato dire che forse non fa più queste cose, perché comunque per me, per i ricordi che ho io di redazione, che appunto prendendo l'esempio di Papa Francesco, cioè il giornale facesse un articoletto, un colonnino, un box per spiegare chi erano i Valdesi, lo trovo molto normale, penso anche altri colleghi che sono qua, perché insomma, probabilmente è che c'è più, perdonatemi il termine, non vuole essere offensivo, ma ignoranza nel senso di poca conoscenza della gente che queste cose ormai aspetta di trovarle appunto in internet, quindi è un po' il vostro momento questo adesso di spiegarle e i giornali magari queste cose le fanno meno, non le fanno più, però è proprio tipico del mestiere e della carta stampata è stato questo, o sbaglio? Sì, la differenza è che una cosa del genere in un giornale cartaceo probabilmente doveva avere uno spazio limitato, perché nella giornata in cui online un po' secondo me ovviamente è semplicemente che la rete funziona a tema caldo, è indicizzazione, quindi un po' secondo me hai anche più spazio per queste cose, cioè non so quanto spazio poteva dedicare il Corriere a una cosa del genere. Ok, no. Scusa. Il discorso dei Valdesi evidentemente lo danno per scontato chi siano. Io ho studiato storia all'università, i Valdesi fanno parte del repertorio storico-religioso della riforma protestante, cosa che le scuole superiori evidentemente tacciono, quindi fa parte un po' anche, diciamo, l'informazione non è tenuta secondo me a dare queste concezioni, queste nozioni che l'allievo o le persone italiane dovrebbero già avere in sé una volta che fanno le scuole. Non è così. Ok, sì. Vorrei sapere perché hai definito intelligente il modo di fare marketing di fanpage. Io non lo ritengo intelligente, quindi Cioè, non ho volevo capito la sapere domanda. perché l'hai definito. Forse c'è stato un fraintendimento. No, l'ho non l'ha detto io. definito. Ah, l'hai detto tu. No, io dico... Forse non hai usato proprio la parola intelligente, o sì? No, io lo dico a livello di strategia, cioè quello che voglio dire è che quando noi siamo sbarcati online non abbiamo pensato di fare un giornale puntando sui social network.
L'hanno fatto da altre parti, in America c'è BuzzFeed che è diventato una potenza incredibile con un altro tipo di articoli magari, però e che adesso si permette di fare più giornalismo magari di altri. E allora Fanpage, quello che a me ha stupito è che Fanpage forse è nata dopo di noi, però si è messa in quell'ottica lì. Allora io non sto dicendo che non so neanche se fa clickbaiting, cioè non ho idea, però dico l'intelligenza è stata seguire, cioè poi ogni modello è suo, io sono contenta del nostro, però lì c'è stata un'intelligenza nel capire la rilevanza dei social in questo momento. Poi Lettera 43 per esempio ha più flusso internet da Google e da accessi diretti, cioè da gente che accede al nostro sito, piuttosto che dai social. È un modello differente, io penso che non ho idea, però immagino che Fanpage invece cioè, abbia flussi grossi appunto dalle reti sociali, da Facebook. Non lo so. Sì, è quello che dicevamo anche prima. A volte poi sembra molto facile riuscire a procurarsi traffico internet finché appunto poi la gente si stanca e dura quello che dura. Okay. Sono contenta. Abbiamo un'altra domanda. Più che altro è un confutare quello che avevi detto prima. Mi è piaciuto quando hai detto che c'è il rapporto diretto col lettore adesso, però via internet. Diciamo i vecchietti come me che hanno cominciato sul marciapiede, il rapporto diretto con i lettori ce l'avevano sempre anche il giorno dopo e rischiavi pure di prenderle certe volte, non se sbagliavi. Cioè anche adesso. Il fatto è che quello che forse ci dimentichiamo troppe volte tutti quanti è che il nostro padrone vero è proprio lui, che ci legge. Cioè, per citare il vecchio maestro di tutti noi, insomma, il nostro padrone è lui, è il lettore. Se non c'è, non hai padroni e quindi non serve neanche che scrivi. Posso rispondere brevissimamente? Cioè, l'idea del cronista, tu fai il cronista locale, e secondo me... Adesso lavoro tanto in internet anch'io. Ok, io faccio, cioè a me ovviamente l'ho fatto, insomma, l'ho fatto prima, io adesso mi occupo soprattutto di esteri e stai comunque, a parte quando vai sul campo, ma raramente trovi un francese che ti dice qualcosa sul tuo reportage sulla Francia, però quel rapporto diretto che magari io avevo quando lavoravo al giornale locale, io un po' l'ho perso. Quindi ti do ragione, però penso che un sacco di giornalisti che vivono in redazione e che lavorano nei siti internet a volte questa cosa la perdono. Quindi paradossalmente la recuperano attraverso la rete. Sì, forse il guaio della categoria è che la stiamo perdendo tutti, questo contatto con la gente. Perché via internet è un'altra cosa il contatto, sì, cioè il contatto visivo, il contatto fisico, anche quando fai un'intervista è molto diversa da fare un'intervista anche via Facebook, via chat, si fa anche quello, insomma, no? Beh, Però no. Noi proviamo a fare sempre le interviste vis-à-vis. Questo mi fa molto piacere. Preferibilmente le interviste, insomma, di peso le facciamo vis-à-vis. E proviamo anche a fare reportage alla vecchia maniera, cosa che ci dicevano tutti non si fa perché internet non va bene per queste cose, però ci prova ogni tanto. Sì, ricordo comunque che anche Giovanna viene, tra virgolette, dalla strada, nel senso che è stata corrispondente del gruppo Finegil, hai lavorato anche col Sole 24 Ore, quindi sì, non è una nativa digitale in toto. Se avete qualche altro spunto. Sì, volevo portare il caso di Dago Spia, che è esattamente l'opposto di quello che ha fatto Fanpage o che vorrebbe fare. Quindi sono passati da una raccolta, diciamo così, finanziaria che passava per
per poter accedere ai contenuti bisognava appunto sottoscrivere un abbonamento, poi allargando così tanto le utenze sono passati ad avere dei finanziamenti diretti dalla pubblicità e hanno così distribuito i contenuti, come lo fanno adesso, gratuitamente. Sono passati adesso, hanno 600.000 accessi al giorno alle pagine sue, quindi è esattamente forse il contrario di quello che prima aveva detto riguardo che un giorno magari si pensa di poter mettere a pagamento la fruizione dei contenuti. Dago Spia, però Dago Spia io mi chiedo ancora, cioè Dago Spia riprende gli articoli degli altri giornali e penso che non lo faccia pagando, penso che ci sia una sorta di comune, non so, patto comune tacito per cui Dago Spia riprende e poi il giornalista si va a vedere se che pezzi ha ripreso Dago Spia. Dago Spia ci arriva prima e dà un po' le notizie flash e poi gli altri lo rincorrono, almeno ho potuto constatare anche questo. Sì, su alcuni temi assolutamente, cioè su alcuni temi ha informazioni di prima mano, però insomma c'è anche questo, cioè non penso che nessun giornale, cioè non lo so, però me lo chiedo, cioè se i giornali abbiano chiesto a Dago Spia mi è ripreso completamente il pezzo, non va bene, non penso che sia così, però in parte c'è anche quello. Dago Spia dà la notizia, no? Ovviamente poi tutte le redazioni andranno a caccia e le approfondiranno. Dago Spia non è un giornale di approfondimento, però riesce ad avere delle imbeccate interessanti, e dopo che ovviamente anche vanno soprattutto sul gossip, magari sul retroscena un po' così, e poi gli altri ci arrivano il giorno dopo. Sì, alcune imbeccate, però poi ha anche tanti articoli scritti. Direi che il nocciolo, al di là degli esempi, è sempre quello. Sì. I soldi. Esatto, a pagamento sì, no. Va bene, io direi chiudiamo qui per il momento. Comunque Giovanna resta a disposizione. Io do la parola a Paolo Brinis, la darei. Paolo ovviamente è un operatore televisivo, gli passo la parola con alcune provocazioni. La prima è un'indagine che viene dagli Stati Uniti, che è stata pubblicata da Prima Comunicazione, che mette in evidenza come i giovani, curiosamente ci sono dentro anch'io perché raccoglie dai 18 ai 49 anni, mi pare, quindi li chiama giovani, negli Stati Uniti li chiamano giovani, i giovani stiano abbandonando la televisione per spostarsi sul web. Quindi questo è un dato di fatto. Negli Stati Uniti c'è un forte calo di utenza televisiva da parte dei giovani. Una. La seconda, l'altro giorno leggevo sul Corriere un articolo su uno dei nuovi dispositivi Apple, che è il Cubo, se non ricordo male, cioè questa scatola che viene applicata alla TV e che di fatto trasforma il monitor, la TV in un monitor di un computer, quindi bypassando completamente Mediaset, Rai, Sky e via discorrendo. E anche qui secondo me bisognerebbe capire la TV cosa sta facendo di fronte anche a questa evoluzione, a questa espansione dei dispositivi tecnologici che adesso stanno mirando alla TV. E la terza provocazione non me la ricordo, te la farò dopo. No, ma bastano queste. Beh, è inevitabile che i giovani abbandonino la TV. Tu ti consideri ancora giovane, però ti ricorderai quando l'unico telegiornale in Italia andava in onda alle ore 20, tutti noi dovevamo essere a tavola per vedere che partiva il TG1, poi si andava velocemente in bagno a fare la pipì perché poi partiva il film e se ti scappava durante il film perdevi un pezzo del film. Adesso non c'è più motivo di stare davanti alla TV perché puoi vedere tutto in internet, no? Oppure c'hai i canali all news che quindi non hai più l'appuntamento per le 20
e anche quelli li vedi sul web. Le serie televisive addirittura quando escono te li danno anche tutti insieme, quindi tu in un'unica serata ti puoi guardare 4, 5, 6 puntate di Montalbano, per dire, non devi aspettare il lunedì alle 21, 30. Quindi è inevitabile che le nuove tecnologie abbiano spostato, no? e abbiano cambiato le abitudini dell'utente. Così come le nuove tecnologie e internet, che vabbè, internet è uno strumento, quindi in quanto tale non è né positivo né negativo, però talvolta lo usiamo male, no? Ricollegandomi a quello che dicevamo prima, è inevitabile che i giovani non vadano più in edicola a spendere €1,50 per comprare un giornale, quando in linea di massima possono trovare tutto e di più in internet. Quindi le abitudini sono cambiate. E sono cambiate comunque anche poi il nostro modo di lavorare è cambiato moltissimo. Io vedo in lontananza Nick Pinton, giornalista storico della televisione veneziana, quando si usciva, noi uscivamo al mattino, si arrivava e si usciva in 3, usciva il giornalista, usciva il tecnico audio e usciva il cameraman, poi si tornava, si lavorava comunque per l'edizione della sera. Si tornava, c'era un altro tecnico in redazione che ti aspettava, il tecnico RVM con il quale confezionavi il servizio, quindi c'erano 3 persone più il giornalista, quindi in 4 per confezionare un servizio. Adesso è cambiato tutto con delle ripercussioni anche economiche e occupazionali notevoli, perché se io esco solo col cameraman, rientro e mi monto io il servizio. Ho la possibilità, da 4 anni, da quando è partito il TGcom 24, che i giornalisti di Mediaset si montano i servizi. E quindi cambia tutto, cambia. Quando siamo fuori possiamo montare il servizio in esterna col computer. E quindi anche qui, una volta si lavorava per l'edizione della sera, adesso nel giro di 2 ore ti chiedono già un primo servizio confezionato. Addirittura quando c'era Mario Giordano al TGcom 24, l'indicazione era uscire, fare subito 1 minuto di immagini da mandare in redazione. Su quel minuto di immagini si poteva andare avanti anche 2 ore con collegamenti telefonici, commenti da studio, pescando dalla rete altre informazioni, e quindi in questo canale All News, che è una centrifuga pazzesca, è cambiato tutto, sono cambiati i tempi, a discapito secondo me però della qualità inevitabilmente, perché nel momento in cui io arrivo in redazione alle 10 e già mi chiedono un servizio per le 11, è ovvio che gli approfondimenti che ci potevano essere una volta non ci sono più. Allora ti basi su quello che c'è in rete, però non sempre le fonti possono essere di qualità, o comunque ti basi su quello che scrivono magari i giornali locali. E però anche qua bisognerebbe fare degli approfondimenti, perché poi sui giornali locali spesso vengono enfatizzate alcune notizie ed è magari lo stesso corrispondente del giornale locale che le enfatizza, perché siccome i collaboratori sono sfruttati e vengono pagati quasi fossero degli schiavi, a quanto? A 4-5 euro a servizio forse. Sì. Dicevano, il presidente dell'Unione dei giornalisti diceva che un collaboratore del gruppo Espresso Repubblica può arrivare su di un anno a prendere 2.000 euro, quindi pensate voi, no, siamo proprio a livello di quasi di schiavitù. E quindi uno tenta di gonfiare la notizia, perché così la rende appetibile al capo cronista che sta in redazione, e allora ci fa il titolone eccetera, dopo vai ad approfondire il giorno dopo e vedi che in realtà poi non è più così. E quindi è sempre più complicato avere dei punti di riferimento. Quando poi li trovi, dopo un mese cambiano subito, e quindi ti ritrovi a doverti rimettere in discussione di nuovo e a cambiare l'approccio e il modo di lavorare. Anche perché, e questo lo diceva prima Giovanna, il fatto poi di internet condiziona molto il nostro lavoro, e cioè della possibilità che gli utenti, i lettori, i telespettatori vadano in rete a vedersi le cose, a studiare, ad approfondire, e quindi pensano che la figura del giornalista, non dico non sia più necessaria, però non è più visto il giornalista come il mediatore tra il fatto e la notizia. Cioè una volta era solo il giornalista che decideva quale fatto diventava notiziabile. Adesso in rete ognuno mette quello che vuole
e quindi io vengo necessariamente bypassato. Anzi, spesso i giornali riprendono quello che la notizia cioè quello che la rete considera una notizia. Questo Cioè, riguarda, esattamente l'opposto. questo riguarda un po' tutte le professioni. L'altro giorno dal gommista sono andato a cambiare le gomme da estive e invernali e ho detto: internet è un disastro perché la gente viene qua e sa tutto delle gomme. E una volta poi magari, oppure anche dal medico, uno va dal medico e fa: guarda, ho letto su internet che sarebbe meglio lei mi desse questa medicina piuttosto che l'altra. Vabbè, allora fai ordine. Per cui non è semplice per gli operatori dell'informazione lavorare in questo contesto. Il giornalismo, il cosiddetto giornalismo partecipativo, che in inglese è il citizen, perché non Journalism. ecco, da una parte può andare bene, dall'altra però può avere determinati rischi. Proprio per questo motivo, perché in realtà si presuppone che chi è iscritto a un ordine, chi fa questo mestiere, eccetera, dovrebbe avere delle responsabilità maggiori rispetto a chi si limita a postare su YouTube, YouReporter o sui social network. Tra l'altro adesso sembra che nel giro di pochi mesi i video postati su Facebook supereranno quelli postati su YouTube. Noi abbiamo decisamente molte più responsabilità, però veniamo spesso e volentieri bypassati anche per esempio grazie o per colpa dei social network da parte di chi una volta cercava con insistenza il giornalista. Il politico una volta faceva carte false per averti la sua conferenza stampa. Adesso Renzi posta un tweet: no, sono all'Expo, grande successo dell'Italia, oppure Renzi, Zaia, chiunque lo posta, e chi se ne frega se tu non sei andato alla sua conferenza stampa o non l'hai seguito, e tutti poi a riprendere il suo tweet e tutto il giorno si va avanti così, e il giorno dopo i giornali pubblicano quello che lui ha messo sul social e quindi è cambiato il nostro modo di lavorare. La linea di demarcazione in positivo, pur nell'aspetto estremamente negativo di quello che avvenne, fu lo tsunami del 2004, quando in mezzo all'oceano del Far East e delle Maldive ci fu questa tragedia e le televisioni non erano in grado di documentarlo in tempo reale. Venne documentato grazie a tutti i turisti o tutti chi abitava lì e fu coinvolto, quei telefonini postarono in rete questa cosa, che da una parte va bene, perché nel momento in cui noi non riusciamo a essere presenti sul posto in tempo reale va benissimo. Dopodiché gli editori hanno fatto un ragionamento dicendo: ma se tutti vogliono essere protagonisti, no? E ci danno le immagini, perché non le prendiamo da loro invece che mandare fuori l'operatore? Risparmiamo un sacco di soldi, la qualità ne risente, ma insomma vabbè, va bene lo stesso, no? Io quando vado fuori devo farmi le foto da sola. Esatto, e tra l'altro poi, perfettamente. proprio in riferimento a come sta cambiando l'informazione, la carta stampata sta puntando molto sul web. L'altro giorno mi sono trovato Andrea Pasqualetto del Corriere, eravamo a Pordenone per il caso dei 2 fidanzati uccisi, stiamo intervistando il procuratore capo e c'era l'inviato del Corriere col telefonino che riprendeva. Io lo guardo e dico, mi hanno chiesto subito l'intervista al procuratore che la dobbiamo mettere sul Corriere.it. Per cui, e quindi il fatto che tutti questi telespettatori abbiano questa smania di di compartecipare alla realizzazione dei telegiornali, da una parte va bene, dall'altra però ha delle ripercussioni, per esempio anche economiche, occupazionali, perché io non mando più l'operatore a fare la ripresa. Se comunque vado su YouReporter, io ad Angelo Cimarosti, che insieme ad altri 2 colleghi si è inventato YouReporter, tra l'altro adesso l'hanno anche venduto a RCS guadagnando un sacco di soldi e sono stati molto bravi, però ha provocato, io simpaticamente glielo dico, ha provocato dei danni pazzeschi, perché c'è un sacco di gente che non lavora più, perché se posso andarmi a prendere le immagini lì non serve più, che ovviamente questo voi capite che va a discapito della qualità di quello che viene prodotto e che viene offerto. Anche perché poi col fatto che sembra che oramai non abbiamo più la possibilità di aspettare 1 ora, 2 ore, 3 ore per avere la notizia, bisogna avere sempre tutto e subito, no? Quando in realtà
capisco, c'è il disastro aereo, è caduto un aereo, do subito la notizia, va bene, ma su tantissime altre cose un minimo di approfondimento, un minimo di, insomma, di magari cercare di curare meglio le immagini, la fotografia, eccetera, non vorrebbe dire prendere un buco. Emilio Fede potrà avere molti difetti, però è stato un grande maestro televisivo e diceva l'importante non è dar per prima la notizia, ma è darla meglio degli altri. Adesso invece in TV vedi di tutto, vedi le immagini più brutte possibili, usiamo sempre le immagini che ci arrivano dai telefonini. Se lo dovete fare, tenete il telefonino in orizzontale però, perché ci aiutate, perché altrimenti se lo si tiene in verticale vengono fuori 2 bande nere, no? Dopo poi magari da casa anche uno si lamenta e dice guarda che brutto quelle 2 bande nere. Sì, giriamo il telefonino, vi ringrazio che me le mandate le immagini, però no? Mi sono ricordato la terza provocazione. Cioè, abbiamo parlato spesso anche stamattina, di giornalismo di qualità, e anche oggi Giovanna ci ha un po' invitato. Però curiosamente a livello televisivo chi è che fa informazione? Se ci pensiamo, non so se è una mia fissa, Striscia la Notizia, Le Iene, e adesso abbiamo il caso Open Space con Nadia Toffa che non è iscritta a nessun ordine giornalistico, penso neanche Ezio Greggio e la Unzinger, penso neanche Le Iene, o probabilmente fosse qualcuno. E quindi voi a livello televisivo, che rapporti, cioè cosa pensi tu di questo fatto che paradossalmente la notizia, a volte magari anche spettacolarizzata, però arriva da trasmissioni che fondamentalmente non sono fatte da giornalisti? Ti ho spiazzato? Sì. No, ma è vero. I motivi secondo me non c'è solo un motivo. Allora, intanto è una questione... Fermo, qui lo dico e qui lo nego, fondamentalmente l'ordine, è una verità storica, l'ordine dei giornalisti esiste solo in Italia per volere di lui, nel ventennio fascista, e chiaramente in Gran Bretagna piuttosto che negli Stati Uniti chiunque può fare il giornalista, non ha bisogno dell'etichetta col bollino. Questa tra l'altro era una vecchia battaglia di Marco Pannella, che è giornalista pubblicista, e però sostanzialmente all'estero chiunque può fare giornalismo, in Italia abbiamo ancora questo concetto dell'ordine, che comunque va bene, nel senso che abbiamo detto e ridetto la qualità, però c'è questo però, Le Iene, la Striscia la Notizia, Open Space, che paradossalmente sono quasi, tendiamo ad accostarli a Report sotto certi aspetti. Ma allora sai... dico la sciocchezza, il famoso servizio sui pomodori delle Iene, ragazzi, ok, infatti ho detto per assurdo, è una provocazione questa che faccio. Al di là dei paragoni con Report, innanzitutto queste trasmissioni che tu hai citato hanno dei budget a disposizione che magari i telegiornali non hanno. A me non lascerebbero mai 2 o 3 giorni fuori per fare un servizio, a me dopo un'ora chiedono il servizio. Ci sono delle trasmissioni che invece hanno la possibilità, per svariati motivi, di impiegare anche le risorse umane per più tempo, e quindi possono fare un certo tipo di approfondimento per realizzare poi quel tipo di servizio. Poi è anche una scelta editoriale, nel senso che per esempio Mediaset si punta molto anche con i contenitori che poi possono piacere o meno, però anche il contenitore del pomeriggio con la Barbara D'Urso punta sull'informazione, però sempre un po' spettacolarizzata. Lo spettacolarizzare poi, come per esempio Striscia o Le Iene, ti permette anche di conseguire dei risultati che come giornalista tu non puoi ottenere. Cioè, se io vengo da te a intervistarti e tu mi dici no, non mi voglio fare intervistare, io posso dire vabbè, bello stronzo, però prendo e vado via. Non posso fare assolutamente come Staffelli, come Striscia, come Le Iene, come fa l'amico
chi è quello di Padova, Moreno Morello o altri, o quella che a Palermo va vestita di giallo col bassotto e insiste, ti rompe le balle, cioè voglio dire, a me tirano un cazzotto, voglio dire, probabilmente, o comunque mi chiamano i carabinieri. Allora loro non hanno nessun limite, no? Non si pongono nessun limite, poi magari gli arriva qualche denuncia, non lo so, però non si pongono limite nell'approcciare e nel realizzare il servizio, nell'approcciare la persona da intervistare, e quindi hanno meno paletti rispetto a noi, quindi portano a casa dei risultati diversi. Quindi abbiamo capito che è un problema di budget comunque, no? E dopo comunque ma quello è un cane che si morde la coda, perché se un TG facesse grandi ascolti potrebbe avere allora più pubblicità e quindi il budget dopo ce l'hai. Probabilmente anche il metodo di lavoro che è diverso. La mia domanda sostanzialmente era questa, cioè il futuro è una TV, un'informazione televisiva sempre più spettacolarizzata, secondo anche gli esempi che hai fatto tu, e punto di domanda, un TG sempre più che trae spunto da YouReporter, Facebook, Twitter. È questo il futuro della televisione secondo te? O c'è qualche speranza? A me piacerebbe una TV, dei telegiornali di più qualità, però allora, devi sempre considerare che i telespettatori, così come i lettori dei quotidiani, hanno un potere enorme. Il lettore del quotidiano fa a meno di andare in edicola e non consegna più l'1,50 all'edicolante. Il telespettatore ha un telecomando, per cui se non ti piace quello che io faccio, giri canale o spegni la TV. Quindi è sempre quello voglio dire, il nostro condizionamento nel bene e nel male. Se quello che offre il TG piace, la gente lo guarda. Se non fa ascolti vuol dire che non piace. Bisogna chiedersi se si ha la possibilità allora di cambiare per andare incontro alle esigenze del telespettatore e quanto si vuole andare incontro a quelle esigenze, tra l'altro. Perché per esempio i telegiornali Mediaset puntano molto sulla cronaca, no? E evidentemente se continuano a puntare sulla cronaca vuol dire che gli ascolti salvo poi quando ti occupi in prima persona di certi fatti, poi ti ritrovi ad avere magari chi è stato coinvolto in determinati episodi che no, se la prende con te, ti dice sciacallo, venite a speculare sul dolore, eccetera. Però se nell'altro giorno evidentemente qualcuno li guardava questi servizi, perché se no non li si manderebbe in onda. Sono delle scelte che vengono fatte sempre in base all'audience, perché poi attraverso l'audience raccoglie la pubblicità, e considerando che proprio perché si sono moltiplicati gli operatori dell'informazione, però l'attenzione dell'italiano medio è rimasta sempre uguale per l'informazione, è veramente una guerra con il coltello tra i denti. Ti vedremo con l'impermeabile giallo. No, però ho il bassotto intanto. Non ho il bassotto. No, se c'è qualche domanda, Tra le altre cose, non so voi, ma penso questa sia una delle poche occasioni in cui abbiamo avuto un giornalista televisivo ad un corso di formazione. Solitamente io mi sono sempre ritrovato con giornalisti di carta stampata, e quindi mi fa enormemente piacere, insomma, aver avuto questa occasione di ospitare Paolo Brinis proprio come operatore televisivo. Quindi se avevate qualche domanda, qualche curiosità, nessuna, vi incute. Tu come ti vedi fra 5 anni? Col telefonino anche tu? No, spero di no, voglio dire. No, ma tra l'altro noi adesso io l'ho messa in chiave un po' negativa, ma in realtà ci possono essere anche dei risvolti positivi sulle nuove tecnologie e sul fatto che sempre più persone in qualche modo contribuiscano a dare l'informazione. Una volta succedeva l'evento, tu partivi subito, no? Però necessariamente la tempistica, le distanze, eccetera, ti condizionavano molto.
Una volta io sono partito perché c'è stato un incidente ferroviario, sono partito da Venezia, c'è stato un incidente ferroviario a Trento. Quando io sono arrivato là, in redazione avevamo già le immagini che ci avevano dato i vigili del fuoco fatte dall'elicottero. Quindi il collega che se ne è rimasto in redazione si è lavato le immagini e ha fatto un servizio meglio di quello che potevo fare io, che sono arrivato 3 ore dopo, in netto ritardo, con delle immagini fatte da distante perché comunque non ti facevano avvicinare. Quindi da questo punto di vista va benissimo che ci sia, che siano cambiate le cose. Tra l'altro, se c'è chi si occupa in sala di uffici stampa, tenete in considerazione questo, nel senso che molte volte è più semplice fornire delle belle immagini dell'evento oppure delle cose di cui vi occupate, piuttosto che invitare la TV locale che magari non può venire perché sono costi, tempi, eccetera, perché comunque c'è, tra virgolette, fame di avere materiale su cui lavorare, no? Se è poi materiale che può essere, se la notizia è comunque interessante. Quindi da questo punto di vista va benissimo, insomma. Qui a Treviso noi abbiamo la fortuna di avere il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso. Sì, Micele. Esatto, che è abbastanza all'avanguardia. Tutti i giorni manda le foto oppure ti dice non è successo anche video salvataggi di animali, ad esempio, sì. Sono sempre... Gli animali vanno fortissimo. Esatto. I mici soprattutto. I mici. Tutto, orsi, lupi, tutto. Bene, io passerei adesso il... Aveva una domanda. Ah, ok. Io volevo chiederle, secondo me il rituale del giornale la mattina insieme al caffè, soprattutto per le persone più anziane di una certa età, secondo me non è del tutto, sta pian piano morendo per colpa o grazie al web, eccetera. Però io volevo chiederle anzi, l'informazione di oggi, secondo me, se non è vero che l'italiano medio non vuole più spendere l'1,50 € per il quotidiano perché trova tutto in internet, però l'informazione, al di là della cronaca di fatti di nera, tipo il tsunami, quelle cose là, cioè non se ne può più di questi giornali, perché le prime 10 pagine della Repubblica, i politici. Cioè lei prima citava Giordano, giusto? E lui si lamenta in televisione gli stipendi politici, noi a casa non ne possiamo più, cioè noi siamo una famiglia di operai, un'attività piccola, non si può più di sentire sta gente che si prende pensioni, stipendi da nababbi a fine mese, insomma, e dopo alla fine vabbè, leggiamo il Fatto di Nera, lo ascoltiamo per televisione, poi basta, proprio spegne la televisione perché non sai proprio più. Sì, ma è quello che dicevo, se il prodotto offerto non piace, uno cambia. No. Così come se vado in un negozio che mi vende un prosciutto che non è il mio gradimento, non lo compro. Dopodiché il problema è anche che i gruppi editoriali non esiste più l'editore puro come una volta e quindi ci sono comunque molteplici interessi. Ma infatti quello che... Siamo quasi... scusami. No. Vabbè, prego. No, in questo, cioè noi abbiamo ovviamente degli investitori, il Fondo Sator è il nostro primo investitore, però il mio direttore ha messo i soldi per fondare le 343 e il direttore editoriale, il direttore erano i soci Sì, no, ma poi ci possono essere le esperienze dove ora i grandi quotidiani di adesso sono tutti legati a gruppi che hanno interessi molteplici nel mondo della finanza, dell'industria, e quindi le vendite in edicola possono anche, vanno tenute sicuramente in considerazione, però poi c'è il web, ci sono le iniziative editoriali, c'è comunque l'interesse a esserci magari pur con un mercato più ristretto perché comunque gli fa comodo per altre cose, quindi alla fine forse c'è meno interesse paradossalmente a mantenere il lettore del cartaceo rispetto a una volta. Perché quello che mi chiedo da esterna all'ambiente del giornalismo, quanto poi un giornale o un telegiornale è disposto a cambiare. Cioè, ok, io ho un telegiornale, sono costretto magari a parlare di determinate cose perché vedo che sono gli unici argomenti che possono attirare l'attenzione, ma
quanto poi un giornalista, l'editore, il direttore di un telegiornale può influenzare gli interessi delle persone, cioè, oppure quanto deve rimanere lui al servizio di quello che chiede il pubblico. Cioè se io ho un giornale, magari io parlo appunto da ignorante e anche da persona abbastanza idealista purtroppo, ho delle idee, credo che trasmettendo un certo tipo di valori posso anche influenzare più positivamente gli interessi delle persone che mi seguono. Allora ho la possibilità di mettermi in gioco, di dire va bene, rischio, magari guadagno meno, però cerco di migliorare un po' anche la cultura, anche se è una brutta parola, delle persone che mi ascoltano, oppure devo continuare sempre a fare quello che vogliono loro, a dare gli argomenti che vogliono loro, pur sapendo di proporre una qualità più inferiore. Cioè, alla fine, non so se mi sono spiegata bene. No, ma allora, oggi come oggi, secondo me, più di sempre è importante, con la crisi che c'è nel mondo del giornalismo, con tutti i colleghi in cassa integrazione, con tutti i colleghi licenziati, con i giornali che chiudono, eccetera, uno dice, se io a fine mese porto a casa lo stipendio, devo considerarmi tutte le mattine quando mi alzo, ringraziare qualcuno e dire sono un privilegiato. Certo. Allora, se a me mi chiama la redazione e mi dice oggi fai un pezzo di esteri, però bello, sì, allo zoo di Singapore è nata una foca albina, pezzo di esteri formalmente. Vabbè, non è il massimo della mia vita, mi piacerebbe fare altro, però se poi vai a vedere che quel pezzo sulla foca albina a Singapore ha fatto anche il picco, il direttore dice, beh, domani invece che la foca albina propongo il lupo giallo, perché no? Certo. Se al telespettatore piace questo. Quindi proprio alla fonte, alla direzione si cerca di andare. Io sono convinto che contro... magari un pochino alla volta si potrebbe provare a fare quello che dici te, però ci vuole coraggio, ci vuole tutta bisogna avere il modo di sopravvivere. Ci vuole che l'editore, il direttore, con tutti quanti, insomma, tutti siano d'accordo, non è semplice. Per tutta una serie di motivi uno va avanti così, certo. Devo dire. Sull'online questa cosa è in parte moltiplicata dal fatto che, in televisione è uguale, però magari sulla carta stampata c'era meno subito la risposta. Io vedo ogni giorno ovviamente quali pezzi sono più letti, quali... Sulla colonnina di destra di Repubblica.it certo, sì. Tutti vanno a cliccare la nuova fidanzata il gatto così. Per cui in redazione c'è anche... c'è anche l'idea, vediamo se il tuo pezzo è in classifica o no, la cosa, cioè, ovviamente poi il problema è che a volte in classifica finiscono i pezzi che non... Che, insomma, però è interessante perché la sfida è riuscire a, non so, una volta è andata prima in classifica un'intervista a Maponino, tutti, cioè no, in realtà ci sono dei pezzi importanti che vengono letti, però influenza le scelte del giornale, ma non deve influenzarle troppo, cioè ci deve essere, non so, il ragionamento che noi facciamo è più o meno questo. Quello ci deve stare, quindi ci deve stare magari il gossip eccetera, per permettere a quei due fortunati che quel giorno se ne vanno fuori a cercare le cose. Poi non è semplice mettere insieme tutto, però. Allora, io chiudendo un po' questa fase, anzi io farei anche 2 minuti di pausa magari. Prima mi sono dimenticato, a proposito di qualità, di citare nei siti, nei primi 50 o 75 siti più visti in Italia, i siti per adulti, cioè i siti porno. Ecco, quindi è chiaro che non dobbiamo solo fare quello che la gente chiede, come le famose copertine di Panorama o l'Espresso di qualche anno fa. E, tra l'altro di questo che vi sto dicendo, dei famosi siti per adulti, è curioso invece il percorso inverso che sta facendo Playboy, che dice ok, tanto quello che io davo sino a poco tempo fa ve lo trovate tutto sul web, io adesso su carta faccio solo articoli, giusto? Nostalgia canaglia, no? Nostalgia canaglia.
Come le Ecco, copertine di Fausto Papetti. Facciamo un piccolo break, Nicoletta Genovese ci parlerà di social network, riagganciandoci un po' a quello che stamattina diceva Tomasini. Ok, sì, produrre contenuti è importante, però bisogna anche saperli diffondere. E io ho notato che alcuni media, alcuni mezzi di informazione che sono su Facebook, sì, ok, ci sono, ma francamente non hanno nessuna interazione, non hanno un engagement, si dice, Sì. con i propri amici, con i propri follower. E quindi Nicoletta cercherà anche un po' di spiegarci, sì, ok, tu ti porti, tu come giornalista o tu come giornale, ti porti sui social network, ma non basta solo esserci, bisogna anche capire come esserci. Ok, Nicoletta Genovese, quindi ripeto, nasce come grafica, fa anche tante altre cose, mi sembra, anche la cantante, Sì. la musicista. Nasce come grafica, da qualche anno si è specializzata come social media manager, e cioè aiuta, Che è un termine che io non sopporto, se non posso sopporto, ma permettermi. fa fighi. Fa figo, quindi, ecco. non vuol dire niente. Ecco. Quindi sostanzialmente accompagna aziende piuttosto che associazioni, piuttosto che gruppi musicali, anche, Esatto, sì, sì. dicevi, li accompagna in questo viaggio sui social network. Da lei, appunto, come anche Tomasini sottolineava stamattina parlando di rete, di online, sì, è importante produrre contenuti, per non dire fondamentale, ma bisogna anche saperli diffondere. E sulla rete, sui social network, io qualche volta noto che anche, non dico colossi dell'informazione, ma comunque strutture ben organizzate magari a livello cartaceo o anche a livello online, sui social network non hanno uno spessore o delle conoscenze adeguate. Nicoletta Genovese. Grazie. Come dicevo poco fa, il termine social media manager non mi piace perché negli ultimi tempi appunto sono nate queste figure che sembrano dei guru della comunicazione. Io faccio da comunicazione da qualche anno, prima mi occupavo prettamente di grafica nel settore della moda, poi ho cambiato un po' ambiente e sono finita nella pubblicità in generale. Quindi i social network negli ultimi anni sono diventati uno dei tanti canali con cui fare pubblicità, con cui fare comunicazione. Io mi occupo nello specifico dei piccole e medie imprese e quindi di creare un po' il brand, creare un po' l'immagine delle aziende che hanno un prodotto o comunque un negozio, un'attività. Quando sono stata invitata qui ho fatto qualche ricerca sull'utilizzo dei social network da parte dei giornalisti, perché appunto non è il mio settore prettamente. Comunque io ci tengo a dire che sono un tecnico e utilizzo i social network da un punto di vista commerciale, completamente scevro da qualsiasi idealismo riguardo al fatto che i social network sono il futuro, perché come parlavamo poco fa con Giovanna qui fuori, per adesso funzionano, fra qualche anno probabilmente la società si evolverà ancora di più, la tecnologia ancora di più e ci inventeremo probabilmente qualcos'altro. E allora in quel momento saremo lì a vedere come cavalcare l'onda. Allora, parto spiegando, io premetto un po' che forse sono argomenti un po' scontati, però preferisco essere comunque chiara. I più grandi social network che ci sono al momento sono Facebook e Twitter. Dopo ce ne sono molti altri principali che sono usati al momento, sono Google Plus e Instagram. Pinterest è un altro social network che sta prendendo abbastanza piede, comunque Facebook e Twitter rimangono i più utilizzati al momento. Per l'ambiente giornalistico
Twitter è sicuramente la piattaforma più indicata e più utilizzata. E questo magari tanti utilizzano più facilmente Facebook, è più semplice immaginare, sapere come funziona Facebook, come funziona gestire una pagina Facebook piuttosto che un account Twitter, e proprio per questo mi dilungherò forse un po' di più sulle dinamiche di Twitter. Allora, ci sono molti giornali che decidono appunto di aprire un sito online, oppure ci sono giornali che nascono puramente online e poi aprono le pagine social network per creare un po' di traffico, per farsi conoscere. Però la pagina magari rimane un po' ferma, rimane semplicemente un contenitore in cui si linkano gli articoli presenti sul sito e quindi viene utilizzata semplicemente così per dire ci sono anch'io. Tanti addirittura fanno ancora l'errore di creare una pagina personale e non una pagina pubblica su Facebook. Adesso fortunatamente è stata implementata una funzione che permette di trasferire una pagina creata privatamente in una pagina pubblica senza perdere, convertendo il numero di amici in numero di fan. Questo fa perdere tutti i contenuti che sono stati caricati nella pagina fino a quel momento, però se non altro permette di mantenere il numero di contatti che magari una persona nel tempo dicevo apro la pagina del mio giornale, l'apro a titolo personale e invio le amicizie. Arriva ad avere 5.000 amici e poi si rende conto che non è lo strumento adatto, è costretto a chiuderla e dice ma perdo tutti i contatti che ho guadagnato. Adesso c'è la possibilità di migrare una pagina privata verso una pagina pubblica. Questa è una cosa che dico spesso al momento perché tanti ancora non lo sanno e sono lì e dicono ma perdo tutti gli amici che ho conquistato fino adesso. Quindi è molto importante su Facebook aprire una pagina pubblica, una pagina azienda o una pagina associazione, organizzazione. Quando si va sul form per creare una pagina si può scegliere la tipologia di pagina, le differenze sono minime, semplicemente il layout della pagina permette di inserire più o meno informazioni. Se si è un negozio, si apre la pagina di un negozio, è possibile inserire gli orari, le fasce di prezzo o altro. Se è la pagina di un brand magari ci si può dilungare un po' di più sul tipo di brand, sulla filosofia. Sono tutte piccole cose che poi sono molto semplici e molto intuitive. Quindi è importante aprire una pagina Facebook, contemporaneamente aprire un account Twitter. Solitamente, come abbiamo fatto qui per Soligo in Rete, si collegano le due pagine di modo che per comodità tutti i contenuti pubblicati sull'una o sull'altra pagina automaticamente vengono pubblicati anche sull'altro profilo. Però tutte queste cose utilizzate in maniera frettolosa fanno perdere molte possibilità, molte opportunità, secondo me, per creare non solo traffico all'interno del sito, ma per creare rapporti con i propri fans, per creare coinvolgimento, un coinvolgimento che poi va a beneficio sia del sito, ovviamente più la gente visualizza il sito sui social network, più è invitata a cliccare, clicca, il sito ha un sacco di click, quindi poi un sacco di sponsor, penso che alla fine l'obiettivo sia anche quello, parlavamo prima che tutto ruota intorno ai soldi purtroppo, però quello che vorrei, il messaggio che vorrei che passasse è importante utilizzare i social network non solo come semplice vetrina del sito, ma proprio come un sito vero e proprio. Ultimamente si parla molto anche di indicizzazione, quindi il proprio sito che finisce nella prima pagina di Google. E quindi qui c'è tutto un lavoro dietro a questi processi, c'è tutto un lavoro di SEO, quindi ci sono appunto questi web manager che si occupano di comunicazione web, che utilizza sia i social network, sia Google, sia i forum, è un po' un processo un po' a tutto tondo, e quindi, ed è possibile adesso, da un po' di tempo a questa parte, utilizzare proprio i social network stessi per indicizzare il proprio sito. Cioè se io pubblico una notizia, uno status, sulla pagina Facebook del mio giornale, parlando appunto di giornale, Google stesso riesce a vedere le parole chiave che sono state utilizzate per pubblicare lo status. Quindi
il sito viene indicizzato anche attraverso i social network, quindi non solo facendo campagne di AdWords su Google, non solo facendo traffico di link, scambio di link tra vari siti. Diciamo che i social network anche su Google, che è il grande santone, quello che decide chi deve arrivare in prima pagina e chi no, dà molta importanza, adesso più di una volta, più di un anno, 2 anni fa, dà molta importanza a come vengono utilizzati i social network. Allora, parlando di Facebook e parlando di Twitter, ci sono 5 differenze, diciamo che ho sintetizzato in 5 grandi differenze fra questi 2 social. Sappiamo che appunto Facebook, appunto come ho appena detto, si può creare una pagina, si possono spiegare, c'è la propria biografia, si possono pubblicare link, foto, video, si può fare un po' di tutto. Twitter invece viene visto un po' più con sospetto, con un po' più non si capisce bene come funzioni. Perché è un social network in cui puoi utilizzare solo 140 caratteri, non puoi fare un profilo molto ampio, non puoi personalizzare particolarmente il tuo profilo, c'è tutta una serie di piccole regole da utilizzare, c'è tutto questo mistero degli hashtag che Matteo Renzi conosce molto bene, però tante persone ancora non sanno di cosa si tratti. Quindi partirò spiegando un po' le differenze tra questi 2 social network. Allora, Facebook utilizza una timeline, che è il famoso diario. Sul diario noi pubblichiamo tutto quello che ci viene in mente, tutta la nostra storia, rimangono impresse tutto quello che abbiamo fatto nel passato. Adesso nelle pagine private ti dicono, ti ricordi 2 anni fa a quest'ora stavi facendo questo, uno si commuove, pensa, pubblica, vabbè. Quindi è molto emotivo. Twitter invece è basato prettamente sul real time, per questo anche, questi sono anche i motivi che mi portano a preferirlo per quello che riguarda il giornalismo. Facebook rimane un diario in cui tu puoi andare a sfogliare il tuo passato, la gente va a vedere quello che hai fatto 5-6 anni prima, 10 anni prima, quando ti sei sposato, fino a quando sei nato volendo. Mentre invece Twitter vive nell'immediato, nel presente. Tu lanci un tweet, lui finisce nella timeline di Twitter e dopo qualche ora cade nell'oblio. Una persona per andare a ripescarselo deve andare a vedere il tuo profilo, deve essere iscritta al tuo canale, deve essere interessata a quello che tu stai facendo. Dopodiché, Facebook si basa molto sulle relazioni sociali. È nato come un social network, appunto, sappiamo tutti, di studenti universitari, è nato per andare alla ricerca dei propri familiari, dei propri compagni di scuola, si può anche definire, dire questa è la mia famiglia, questo è mio marito, mia moglie, i miei figli, mentre invece Twitter si basa su delle relazioni di interessi comuni. Sono anche dei perfetti sconosciuti. A volte Facebook addirittura ti blocca, diciamo, blocca la tua pagina oppure ti sensibilizza un attimo quando vede che fai troppe richieste di amicizia e dice ma conosci veramente questa persona? Perché è nato principalmente appunto per persone che già si conoscono. Mentre invece Twitter si basa esclusivamente su rapporti, che poi possono essere anche naturalmente di persone che si conoscono, ma su rapporti creati su interessi comuni. Facebook è un social network, quindi è molto emozionale, le persone pubblicano i loro stati d'animo, anche il modo in cui vengono gestite le notizie su Facebook è a volte un po' polemico, a volte molto emotivo, mentre invece Twitter è un news media, è molto immediato, a volte può sembrare anche un po' formale, non si perde in un sacco di fotografie, un sacco di video, un sacco di emozioni, non puoi mettere come ti senti, però è appunto per questo è l'ideale per lanciare una notizia e creare un passaparola di notizia, come parlavi prima appunto che tu lo utilizzi molto e viene utilizzato molto nel giornalismo moderno, proprio per questo motivo, mentre invece Facebook è un po' più commemorativo, un po' più legato insomma all'emotività e all'individuo anziché alla collettività. Poi c'è un altro grande discorso che è il discorso della privacy. Su Facebook tu puoi gestire perfettamente la tua privacy, puoi dire io voglio che si veda questo contenuto, questo non si deve vedere, poi ogni tanto saltano fuori quelle campagne
di informazione fasulla su cui dicono Facebook mi sta rubando tutti i dati, io pubblico che Facebook non ha il diritto. Non è vero niente, perché sanno tutto di noi, a prescindere. Mentre invece su Twitter questo problema non c'è, è tutto pubblico. Tu non puoi impostare la privacy, non voglio che quel contatto veda o non veda. Quello che tu pubblichi viene visto da tutti i tuoi followers. Quindi proprio il problema non si pone. Dopodiché l'ultimo punto che mi sentivo di citare e che quindi influenza anche un po' l'utilizzo che può essere fatto o meno di Facebook come strumento, Facebook o Twitter. Su Facebook ci sono tutti, quindi ci sono tutti. Questo non è non voglio che sia visto come un dispregiativo, semplicemente su Facebook c'è chiunque. Mentre invece Twitter, essendo anche forse un po' incompreso, viene utilizzato molto dagli artisti, viene utilizzato molto dalle personaggi famosi, dagli scrittori, dai giornalisti, dagli attori, cantanti, politici, proprio perché viene considerato un po' più elitario. Secondo me questa cosa dipende principalmente dal fatto che la gente ancora non sa bene come utilizzarlo. Però probabilmente la cosa non cambierà perché sono stati impostati 2 social network in maniera completamente diversa per i motivi che ho appena spiegato, e quindi Facebook è più popolare, più semplice da utilizzare e le persone chiunque può sentirsi un po' una star e pubblicare, giustamente perché è stato creato per questo. E invece Twitter appunto è un po' più freddo, un po' più incentrato sulle notizie. Quindi a mio avviso è un po' più incentrato sulla qualità, però questa è una mia opinione personale. Ci sono un sacco anzi quasi tutti, giornalisti, artisti o persone che utilizzano in maniera intelligente, come parlavamo prima, l'utilizzo intelligente, Facebook per pubblicizzarsi, per comunicare con il proprio target. E quindi questo non significa che Facebook, semplicemente perché è utilizzato da tutti, valga meno, anzi valgono entrambi allo stesso modo, vanno utilizzati bene. Allora, parliamo un po', ci sono domande? No, ha ammutolito la platea. Allora, Twitter, approfondiamo un po' di più il discorso di Twitter, visto che tanti ancora. Anch'io stessa lo utilizzo pochissimo per i miei clienti perché non serve. Fondamentalmente quando devi pubblicizzare un bar o un ristorante. No, abbiamo deciso facciamo una chiacchierata. Che cos'è Twitter? Allora, su Wikipedia si legge: Twitter è un servizio gratuito di rete sociale e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Ha 284 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, di cui un 80% collegato tramite mobile e 500 milioni di tweet al giorno. Questi sono dati, secondo me, che appunto meritano una certa attenzione per questo social network. Ovviamente, come parlavamo appunto prima con Giovanna, sono 140 caratteri. Di là non si sfugge. Tu devi dire quello che vuoi dire in 140 caratteri. Non è semplice, perché a volte è più semplice essere prolissi che non riuscire a cogliere l'essenzialità di una notizia, soprattutto come dicevamo prima, in un ambiente come quello del web adesso, in cui siamo bombardati e quindi a volte tendiamo un po' a cadere nella tentazione di dare più contenuti possibile, cercando di catturare più seguaci possibile. Seguaci è una parola, anche questa è un po' tecnica, però magari non è molto piacevole. Quindi Twitter significa cogliere l'attimo, è puntare il mirino e mirare al concetto. È un mondo di notizie che orbita intorno a tutte quelle persone che sono pronte a coglierle, a rielaborarle, a semplificarle e a condividere. Su Twitter si vede tutto ciò di cui il mondo sta parlando. Adesso magari l'ho fatta un po' grande. Però
Non so, penso che tu che hai... No, ma ci sono delle cose pazzesche, cioè al di là dei concerti degli One Direction, di cose... Ma se in India festeggiano, in quel caso era il dio elefante, e quel giorno su Twitter tu hai ovviamente nella tua... Sì. Cioè ti indicano che tra i trending topic c'è tutta l'India che parla di questa cosa qui. Fantastica questa cosa, secondo me, perché magari sono cose a cui non avevi minimamente pensato. Ok, continuo. Praticamente appunto è un social network che è stato creato intorno alle notizie e non attorno alle relazioni. È possibile vedere un sacco di punti di vista diversi intorno alla stessa notizia. E una cosa molto bella di Twitter è che non si parte da una persona per generare una discussione, quindi non è il personaggio in sé, come può essere appunto il giornalista, l'artista, l'influencer, il blogger, il pinco pallino di turno, che genera una notizia, lancia magari una polemica e tutto viene comunque sempre ricondotto alla persona, come succede su Facebook, perché su Facebook tu hai il tuo profilo e parli in prima persona. Twitter ruota intorno alla notizia in sé. Su Facebook, quando generi una discussione, spesso può essere influenzata dal rapporto che le persone hanno con te. Mentre invece su Twitter non importa, non ha nessuna importanza, non c'è nessun tipo di legame, nessun tipo di amicizia. Io parlo di questo argomento, questo è il mio punto di vista, le persone possono retweetarlo, possono condividerlo, possono rispondere, possono salvare il tuo tweet tra i preferiti per mantenere la tua notizia, il tuo punto di vista, ma rimane tutto incentrato sulla notizia e non sulla persona. Poi è normale, siamo esseri umani, che poi ci facciamo un'opinione o abbiamo già un'opinione di base su chi sta pubblicando un certo tipo di opinione. Però appunto, come dicevo, non siamo focalizzati sulla persona, bensì sulla notizia. Quindi è anche molto utile se si vogliono cercare dei fatti di cronaca, se si vuole andare a caccia di notizie di cui parlare. Adesso poi appunto io non so come funzioni, magari Giovanna mi può aiutare quando dico vabbè ok, di cosa parlo oggi? Non lo so, immagino la giornata tipo di un giornalista com'è. Devo scrivere un articolo, questa mattina di cosa si parla? Noi abbiamo dei turni di socializzazione per cui abbiamo il primo pezzo che esce tra le 7 e le 8, nuovo di giornata, e si inizia a socializzare, diciamo, i primi pezzi di giornata. Però succede spessissimo che nel frattempo, non so, ti può succedere che ci sia la strage di Charlie Hebdo, certo. E a quel punto il socializzatore non diventa più solo un rilanciatore dei pezzi che stai producendo, ma diventa appunto diventa blogging, cioè certo. diventa cronaca minuto per minuto su Twitter, è proprio Esatto. di tutti i particolari. E mi ricordo quando c'è stata la giornata dei 3 o 4 attentati contemporaneamente. Sì. Quella giornata è stata incredibile perché noi siamo partiti pensando che ci fosse un attentato in Francia, poi la cosa si è... E quindi nel frattempo continuavamo a cambiare i pezzi, però prima Twitter ci dava la possibilità di far capire ai nostri lettori che noi comunque eravamo aggiornati. Certo, esatto, quindi senza bypassava addirittura il fatto di dover creare un pezzo e pubblicarlo, tu pubblicavi direttamente gli aggiornamenti sulla pagina Twitter, ho capito. Seguendo, cioè la persona che scriveva il pezzo aggiornato già diceva alla persona che stava su Twitter guarda che dalla fonte, da questo giornale francese dicono questo, allora noi, oppure la foto dell'attentato in spiaggia è questa, te la passo, già la metti su Twitter, e così dava il tempo a chi approfondiva di Certo, ho capito. Così. Ci sono domande?
Allora io passerei all'utilizzo degli hashtag, che sono un po' uno degli strumenti fondamentali dell'utilizzo di Twitter. Praticamente gli hashtag cosa sono? È un modo per aggiungere dei metadati alla notizia, al post che noi stiamo pubblicando. Sono dei canali, dei contenitori, che adesso questa funzione è stata implementata di recente anche su Facebook, in cui noi praticamente diamo un indice di quello di cui stiamo parlando. Servono per mettere in relazione le notizie tra loro sulla piattaforma. Per esempio, appunto, pubblichiamo su Soligo in Rete pubblichiamo che oggi si parlerà di informazione web e lanciamo l'hashtag informazione web. Tutte le persone che sono collegate a Twitter e che vogliono rimanere aggiornate sull'argomento dell'informazione web cliccano su quell'hashtag, o magari l'hanno già cliccato da qualche altra parte, o magari lo inseriscono nel motore di ricerca. Twitter comunque, adesso va bene, non ho il computer qui per mostrarvelo, ma è estremamente semplice e anche intuitivo da utilizzare, e compare automaticamente nella newsfeed dell'utente anche il post che abbiamo pubblicato noi, dicendo appunto che oggi discuteremo di questo all'interno di questo evento. E quindi funzionano un po' da indice e servono per scremare appunto le notizie e le informazioni. Una persona poi approfondendo l'utilizzo di Twitter solitamente impara a creare anche delle liste, quindi crea delle liste, c'è la possibilità di creare delle liste di argomenti che mi interessano, di seguire tutta una serie di utenti che magari pubblicano contenuti che a noi interessano particolarmente, e oltre a questo appunto essendo Twitter un social network che si basa sugli interessi, c'è la possibilità tramite gli hashtag di dire io sto parlando di questo. Questa è la parola chiave che permetterà alle persone di trovare quello che io ho da dire riguardo a questo argomento. Sono nati gli hashtag nel 2007, c'è stato un incendio nella foresta di San Diego e un utente ha utilizzato l'hashtag San Diego Fire per riuscire a distinguere tutti i post che parlavano degli aggiornamenti su quell'incendio e praticamente ha creato questo hashtag, e le persone che volevano sapere informazioni su quello che stava succedendo, senza andare a spulciare, a creare, a cercare su internet, a cercare su Google, digitavano l'hashtag San Diego Fire e mano a mano arrivavano tutti gli aggiornamenti da tutte le persone che in quel momento erano lì, sapevano qualcosa, pubblicavano notizie, aggiornamenti su quello che stava succedendo. Quindi è nato come servizio di utilità. E poi infatti è molto interessante questa cosa, perché poi si è appunto sviluppato un po' su questo concetto, per evitare di perderci nel marasma delle notizie. Io lancio questo allarme, io sono qui, poi ovviamente se si parla di fatti di cronaca, mentre invece se si parla di qualsiasi argomento l'allarme non c'è fortunatamente, io sto parlando di questo, a te interessa quello che sto dicendo, io sono qui. E quindi secondo me appunto da un punto di vista di contenuti e di notizie è molto importante riuscire ad utilizzarlo. È importante utilizzarlo sia per ricevere le notizie, quindi ricevere dal mondo esterno, sia per dare le proprie notizie. Per un giornale ovviamente il cui scopo è questo. Come dicevo, può sembrare difficile, e come mi dicevi anche è difficile riuscire a sintetizzare una notizia in 140 caratteri, però in realtà Twitter dimostra che sono essenziali, bastano benissimo, perché sviluppa il talento della sintesi, e quindi l'obiettivo da raggiungere imparando a utilizzare questo social network è la chiarezza. E la chiarezza, a mio avviso, è alla base di una grande comunicazione. Less is more, insomma, cercare di togliere per avere di più e cercare appunto di essere molto concisi nelle cose. Allora, ci sono un po' di regole generali
consigli, diciamo, che mi sento di dare per l'esperienza che ho avuto per utilizzare gli hashtag. Usarne pochi, quindi non infarcire lo status o la notizia di hashtag, perché potrebbe sembrare, anzi crea confusione, sembra che tu voglia focalizzare su un sacco di parole, mentre invece appunto l'obiettivo è proprio il contrario. Ne basta uno, ne bastano due, al massimo 3. Se poi pubblichiamo un secondo status dopo un po', a meno che non diciamo qualcosa di veramente nuovo, non aggiungiamo altri hashtag, rimaniamo sempre fedeli a quello di cui stiamo parlando. Non spaventiamoci e non cerchiamo di fare l'errore di cercare di prendere più persone possibile mettendo hashtag a caso, o magari creando cercando quelli più popolari, come per esempio succede su Instagram, che se avanza tempo, magari 2 minuti per spiegare un altro social network. Dopodiché, una volta che siamo entrati un po' nel meccanismo di come utilizzare gli hashtag, si arriva a uno dei veri obiettivi all'interno della piattaforma Twitter, che è quella di creare i trend, che è un po', diciamo un po' l'incubo di chi si occupa di media marketing, soprattutto utilizzando Twitter. Che cos'è un trend? Quando entri sulla tua pagina di Twitter, nella colonna di sinistra ci sono i trend, che sono gli argomenti di cui si sta più parlando in quel momento su Twitter. E allora lì tutti cercano di finire su quella colonna, perché sembra che possa fare il miracolo di portare un sacco di indotto, insomma, a quello che si sta facendo. Ovviamente non è semplice, i trend sono creati dagli utenti, sono creati dall'algoritmo di Twitter, che in base a quante persone lo stanno utilizzando in quel determinato momento, il trend va su, l'hashtag diventa l'hashtag di punta, dura 1 minuto, 10 minuti, un'ora, un giorno, poi sparisce e ne arriva un altro. Questo è un po' uno specchio, secondo me, anche di come funziona la comunicazione, un po' anche in Italia e nel mondo moderno. Dura un attimo, può durare forse un giorno, l'attenzione delle persone viene catturata in quel momento per un determinato motivo X, che è difficile è difficile sintetizzare magari in un'equazione, e poi se ne va. Ci sono alcuni consigli, appunto, che mi sento sempre di dare per provare a creare un hashtag, quindi un argomento, un qualcosa che possa finire nei topic trends. Però un altro consiglio che mi sento di dare è: non facciamone una malattia, perché sono cose che servono, funzionano, sono anche sfide molto interessanti per creare dei contenuti di qualità, dei contenuti che possono essere fruibili nel momento in cui stiamo vivendo adesso, utilizzando gli strumenti di adesso, però sono anche molto volubili. Allora, il primo motivo per cui un hashtag finisce nei topic trends è la velocità. Un sacco di persone in quel momento, è successo questa settimana, Messina è rimasta senza acqua. Messina senza acqua è stato il topic trend, che è durato un paio di giorni, perché un sacco di persone, appunto, è successa questa disgrazia, si sono concentrate a dire, sapere, vedere che cosa stava succedendo a Messina. Se nel giro di pochi minuti tanti utenti iniziano a usare una certa parola o un hashtag, il social deduce dal picco di crescita che quello è un argomento importante e quindi lo spedisce nei trend. Dopo, il secondo fattore è lo scalpore, quindi anche l'importanza data da una notizia, che può essere un lutto importante, che può essere uno scandalo, che può essere appunto un fatto di cronaca importante, è la notizia del giorno. Insomma, penso che voi lo sappiate meglio di me, l'importanza di cogliere il momento. Un modo per riuscire a fare scalpore è rendere spettacolare il vostro argomento, magari comunicarlo in maniera esagerata, in maniera di impatto, in maniera che provochi una forte reazione, perché i topic trends significano anche fare spettacolo. Questo probabilmente viene utilizzato anche nell'informazione, con i grandi titoloni che vengono messi in prima pagina. Poi un'altra cosa importante nell'equilibrio di Twitter sono gli influencer.
Influencer sono anche questi una cosa un po' particolare, sono queste persone che per popolarità, per un buon utilizzo dei loro, perché magari hanno un bravo social media manager o perché sanno il fatto loro, diventano un po' degli influenzatori. Quindi essere citati da un influencer, che anche queste sono persone che cambiano di giorno in giorno, può portare il vostro argomento nel topic trends. Un'altra cosa importante da non dimenticare, secondo me, in generale, sia su Facebook che su Twitter, che nella comunicazione in generale, è il divertimento, è essere ironici, non far cadere dall'alto un po' le proprie opinioni, perché comunque si tratta sempre di social network in cui si crea un'informazione informale, un dialogo informale con i propri followers, in cui nei social network le persone principalmente cercano svago, si stanno svagando, sono seduti sul divano, sono in pausa pranzo, sono in spiaggia e il più delle volte non hanno molta voglia di cercare la polemica a tutti i costi, a parte i commentatori dei giornali, mi dicevi prima, che magari hanno bisogno di sfogarsi al momento. Però è un po' come essere al bar, leggi il giornale, non hai voglia di arrabbiarti e riuscire magari, ovviamente dipende da notizia a notizia, però secondo me l'ironia utilizzata in maniera sempre intelligente e con buon senso paga molto di più di tutta una serie di opinioni che vengono date dall'alto, ma io questo lo dico da lettrice e non da giornalista, quindi prendete sempre quello che dico da un punto di vista tecnico, i giornalisti siete voi. Io ho finito, se siamo in tempo possiamo chiudere. Sì, magari, ecco. Grazie. Prima, parlando con Paolo Brinis, mi diceva che ai tempi di Emilio Fede il giornalista veniva quasi espulso dal video, no? Cioè era la notizia, la cosa forse anche giustamente, e anzi anche a me lo hanno insegnato agli inizi sulla carta, la cosa più importante non sei tu, ma è ovviamente la notizia. Adesso invece l'impressione che io ho con tutti questi social network è che invece la notizia viene quasi personalizzata, cioè quindi io giornalista divento quasi più importante di quello che dico. In questo senso, sì, e magari lo chiedo anche a Giovanna, quanto è importante essere non dico su tutti i social network, ma su tanti social network. Io personalmente già faccio fatica su Facebook. E abbiamo il punto è come Twitter, abbiamo Instagram. Sì, anch'io faccio fatica, cioè, per esempio essendo Twitter una fonte, un mezzo per raggiungere anche personaggi insospettabili, c'è un Bassanini che risponde ai giornalisti su Twitter, sono capitate delle cose strane. Quindi io uso Twitter insomma, non uso molto Facebook, ovviamente il giornale invece riceve più da Facebook che da Twitter, perché appunto, come diceva, su Facebook c'è il mondo, e quindi anch'io trovo che il dover essere iperconnessi, il dover essere gli sponsor di noi stessi sia un altro lavoro e fondamentalmente non quello che io mi sono scelta. Però funziona così e ci sono un sacco di giornalisti che sono o delle Twitter star stavo pensando prima a Il buongiorno di Gramellini, che mi viene la rubrica, o La maca di Michele Serra. Esattamente come funzionavano quelle cose lì, adesso funziona anche Gramellini su Facebook, però funziona il post su Facebook del, non so, cioè di un Saviano che magari non ha scritto in quel giorno per Repubblica, ma
Peraltro in America a questa cosa hanno dato anche un nome, cioè lo chiamano giornalismo in franchising, nel senso che è il giornalista che fa il franchising di se stesso. Per esempio l'Huffington Post è un esempio, no? Cioè la giornalista dello scandalo Lewinsky, noi abbiamo la versione con la Lucia Annunziata, che però funziona anche per il nome di Lucia Annunziata, o il giornalista dello Datagate che è stato usato, cioè è stato il primo giornalista di The Intercept, un giornale che in teoria doveva rivoluzionare insomma il giornalismo online, non l'ha fatto, però è stato usato come il marchio di quel giornale lì. Quindi secondo me funziona tantissimo e addirittura siccome giustamente come prima diceva lui, la possibilità di fare del buon giornalismo di approfondimento si riduce o forse non c'è mai stato, non lo so, però è difficile trovare un posto in cui riesce a farlo. A volte i giornalisti, cioè della mia età, insomma, hanno avuto magari più soddisfazione personale a fare magari i blogger specializzati su un determinato argomento e poi a ottenere, la richiesta del giornale, diventa il mio collaboratore su questo argomento. Ma ci sono dei casi clamorosi, cioè non so se conoscete Fabio Chiusi, collabora con il gruppo Finegil, ma lui è partito come un blogger che si occupava di tecnologie, cioè di mondo digitale e politica. Non so, cioè passava dal parlare dei problemi della privacy a commentare le performance in maniera intelligente ovviamente, però le performance di Formigoni con le sue camicie. E cioè lui è considerato uno dei riferimenti del settore digitale, cioè, ma ha fatto questo percorso, cioè da blogger, adesso il gruppo Finegil gli ha chiesto di collaborare. Ecco, Marco Zabotti. Mi scuso rapidissimamente e ringrazio molto. Avevo accennato prima a Paolo Brinis, forse un tema che riguarda più l'informazione televisiva, ma credo che è una questione molto che io sento molto, l'escalation in questi ultimi anni, in particolare del tema violenza, a tutti i costi, a tutte le ore, dai TG alle trasmissioni come Amore Criminale, cioè della serie. Questo è quello che il pubblico ci chiede e noi i dettagli più morbosi, le cose più analitiche, noi le dispendiamo nell'arco della giornata, a tutte le ore, in tutte le salse, per tutto il pubblico, no, qualunque sia. Allora su questo chiedo, c'è una deontologia, c'è una possibilità c'è qualcosa che può ispirare finalmente anche un taglio, una regola rispetto a questa cosa che rischia di creare un'emulazione e un senso ormai diffuso di assoluto adeguamento, insomma, a questo. E in più c'è una possibilità di una cronaca bianca che poi rifletta qualcosa di positivo di sto paese, senza che siamo indotti ad accettare fino in fondo l'idea che qua o si fa cronaca nera o non si fa informazione. Grazie. Cronaca bianca è Albano e Romina Power. Troppa violenza, troppa... Sì, no, troppa violenza, ma ci sono delle regole comunque. Cioè, il problema è far rispettare le regole. Allora, su internet può essere più complicato perché su internet scrivono tutti e non necessariamente sempre dove si trovano delle notizie è un sito registrato regolarmente come testata presso il tribunale, eccetera eccetera, non c'è l'ordine dei giornalisti che può intervenire e quant'altro, quindi tutto il mondo del web è già così un po' borderline, se vogliamo, da un certo punto di vista. Per quanto riguarda invece l'informazione
sulla carta stampata in televisione e quindi le testate registrate e quant'altro. Esiste un ordine, esiste una deontologia, esistono delle leggi precise che dovrebbero essere fatte rispettare, cioè si dovrebbero far rispettare ma non vengono mai fatte rispettare. Un esempio banale, ritornando sempre a Pordenone perché mi sto occupando di sto caso di cronaca nera a proposito del cronaca nera e cronaca bianca. L'avvocato difensore dell'unico indagato per questo giallo non può accedere a determinati atti perché la procura li ha segretati, no? Quindi è segretato tutto. Però sui giornali esce sempre di tutto. Allora lui dice, questo avvocato, dice, ma scusa, io non posso accedere agli atti, voi però sì li avete perché o escono dalla procura o dal cancelliere o dalla polizia o dalla polizia giudiziaria o dai carabinieri e quindi chi è che controlla, chi è che sanziona, chi è che interviene? O su molte irregolarità che ci sono o su molti atteggiamenti che hanno poco a che fare con la deontologia. Parlavamo fuori prima un attimo dei virgolettati, no? Le cose che vengono virgolettate vuol dire che quella persona le ha effettivamente dette. Dopo vai a leggere sull'articolo e quelle cose non le ha dette l'intervistato, o ha espresso un concetto analogo ma non le ha scritte non ha detto esattamente quelle cose lì. O la violazione, per esempio la carta di Treviso a tutela dei minori, no? Non bisogna, sì, però magari metti le iniziali, metti dove abita, la via, cosa fa suo padre, cosa fa sua madre, cosa fa il nonno, allora lo individui subito, voglio dire. Poi però pensiamo di essere corretti e rispettare la deontologia se arriva una foto dall'Egitto della mamma che va a votare al seggio e c'ha il bambino in braccio e allora oscuriamo la foto di sto bambino che è in Egitto e che non sta, cioè voglio dire, anche se lo pubblichiamo non è che ci sia una violazione, no? E dopo ci facciamo degli scrupoli di questo genere. A me è successo una volta di fare un servizio su una ragazzina musulmana, arbitro di calcio, che ha arbitrato una partita di calcio col velo. Il Corriere della Sera ha pubblicato la foto, si vedeva chiaramente questa ragazzina, ma non c'era niente di male, anche se era minorenne, mostrarla. La notizia era che era stata insultata, forse? No, non l'aveva insultata nessuno. La notizia era che una ragazzina musulmana arbitrava una partita di calcio col velo. Noi abbiamo fatto il servizio oscurando però il volto, facendo impazzire tra l'altro il tecnico perché non era un fermo immagine, era una figura che si muoveva nel campo e quindi andare a riuscire a oscurare un'immagine in movimento è abbastanza complicato. Poi però spiattelliamo tutto di un indagato che al momento è solo indagato. Quindi non è ancora stato rinviato a giudizio, non è stato condannato in primo grado, in secondo grado e la sentenza non è passata a giudicato dopo essere andata in Cassazione. Quindi ci vorrebbe un po' più... Sì, credo che ci sarà qualcuno che deve... Da parte dell'ordine ci sia comunque la massima attenzione su questi temi. Sì, per carità, ma... Dopo io sono dell'opinione che dipende anche da noi, perché tante volte queste cose le vediamo e ci giriamo dall'altra parte. Quindi a volte anche queste segnalazioni, secondo me, dobbiamo essere anche noi proprio per tutelarci e per crescere insieme. L'ordine serve a questo. Come esiste il giornalismo partecipativo e come i lettori o i telespettatori ci mandano la foto o il filmatino, bisognerebbe che si incominciasse a mandare lettere e mail di protesta. Se c'è qualcosa che non ti va, allora sì, è una questione partecipata, no? No, volevo dirti che in realtà sul web c'è di tutto, ma sui social network c'è un'attenzione invece su questi temi che, diciamo, secondo me su alcuni temi richiama la deontologia. Cioè quando capita alcuni temi, cioè per esempio i suicidi, no? Quando ci sono delle situazioni in cui cioè proprio la cronaca urta quella sensibilità che è molto comune, allora lì c'è proprio una rivolta. È molto bello vedere che a volte i lettori costringono giornali o non so, a togliere foto, a togliere video. Sui suicidi, tra l'altro è un tema che anch'io ho affrontato con l'ordine.
perché ho notato una completa disparità di trattamento tra suicidi e suicidi. E l'ordine stesso, in proposito, mi ha detto: guarda, non esiste una carta deontologica sul suicidio nella fattispecie, ma esiste un invito che sostanzialmente è un invito al buon senso. È chiaro che il buon senso mio non è il buon senso tuo, non è il buon senso del redattore. Però quello che voglio dire è che in realtà l'interazione sui social a volte aiuta il giornalista a interrogarsi su certi temi, mentre altre cose al pubblico normale sfuggono completamente. Cioè, non so, noi abbiamo fatto una carta di Roma sui migranti e però se i giornalisti o chi per loro, cioè o programmi televisivi chiamano i migranti, cioè violano, discriminano i migranti, li chiamano eccetera, precise da usare, il pubblico non riesce a fare questa differenza, lì lo scatto non c'è perché non si rivede. E come per la giudiziaria, perché la giudiziaria è un tema su cui il pubblico non è sensibile finché non ti ritrovi lì, no? Non lo riesci a capire, quindi non c'è cioè non c'è quella sensazione. Sono questioni più tecniche. Esatto. E comunque sul web, chi frequenta il web è anche più abituato a interagire velocemente, no? Allora io vedo la cosa sul web e dico: ma cosa hai scritto? È una cosa che mi urta, che mi dà, ti scrivo subito. E voi potete anche velocemente cambiare. Mentre la cosa che è stata stampata è andata in rotativa alla sera, per tutto il giorno dopo ce l'avrai sul giornale, fai più fatica. Sì, poi se cambi ti chiedono anche: ma perché hai cambiato? Cioè nel senso, però ci sono anche situazioni in cui devi dire: permette io una pubblico questo video dinamicità perché... di confronto fra gli operatori assolutamente dell'informazione e gli utenti che sulla casa stampata in TV non hai. Certo. Comunque io vi invito ad andare sul sito dell'Ordine, dove c'è ancora online la splendida lettera aperta del presidente Gianluca Amadori su come dobbiamo comportarci, su come dobbiamo scrivere, e nella fattispecie lui ha fatto un richiamo sul rapporto fra giornalismo e pubblicità, che curiosamente è uno degli aspetti più sanzionati dall'Ordine, e in questo senso a breve ci sarà anche un corso di formazione proprio sul rapporto fra informazione e pubblicità. Scusa, l'ultima battuta. Non era solo per una replica, ma dicevo, il tema era proprio l'assuefazione rispetto alla vicenda della violenza. Mi viene in mente, lo cito, ma non è che io abbia con una trasmissione, perché sarebbero da citare TG e trasmissioni a IOSA. La vicenda di Amore Criminale è una trasmissione che nasce in seconda serata e adesso mi pare sia alle 21:05 disponibile a un pubblico senza nessun tipo di limite o quant'altro, se non, come dire, consigliato per un pubblico adulto. È inutile che anche a livello politico, a livello sociale, facciamo le campagne per la vicenda del femminicidio, quando poi abbiamo una situazione televisiva di una programmazione che viene, ripeto, diffusa e promossa davanti a tutti, quando ci sono dettagli, situazioni e cose che sono inaccettabili, ma non per un pubblico di minorenni, ma un pubblico adulto. E quindi faccio per dire, questa è una vicenda che su questo bisognerà impostare, evidentemente anche una cultura molto diversa, insomma. Ecco. Sì, io penso però che Grazie. Amore Criminale in teoria È spettacolo. sostiene di combattere e essere un punto di riferimento non so neanche se c'è un giornalista. Okay. Ringraziamo Paolo Brinis. Grazie dell'attenzione. Andiamo. No, grazie. Grazie a Nicoletta Genovese, a Giovanna Fagionato e a Paolo Brinis.